20 anni, mi alzo assieme a mio papà, faccio il pane, facciamo le pizze, siamo dalla mattina alla sera qui in punto vendita, facciamo i salti mortali per riuscire a stare dietro all'attività, a stare in famiglia, e non trovo assolutamente giusto che noi dobbiamo fare questi sacrifici. Ci sono persone che nel giro di 30 secondi riescono a ottenere quello che noi non riusciamo a ottenere neanche magari in 3 mesi di lavoro. 36 secondi per la precisione, il tempo di sfondare il vetro della porta della pizzeria con un tombino di ghisa, eccolo, portare via la cassa e scappare. Le telecamere dell'attività storica di Viale Cacciatori hanno ripreso la banda: 4 persone, uno in auto, 2 fuori, uno è saltato sulle spalle del compagno per cercare di neutralizzare le telecamere esterne e poi, una volta appurato che era impossibile, puntandovi addosso una torcia. Il quarto dentro si è impossessato della cassa. È stato il boato udito da uno dei dipendenti che vive poco più in là a far scattare l'allarme. Siamo arrivati subito, con questo tombino hanno proprio sfondato il vetro, mentre i vetri sono andati in giro dappertutto. Abbiamo dovuto buttare via alcune cose che avevamo all'interno, perché con la paura che ci potessero essere delle schegge di vetro. Papà e figlio al lavoro tutta la notte per riuscire a riaprire il punto vendita nel pomeriggio. La denuncia alla polizia. Stranamente erano a volto scoperto e senza guanti, quindi lasciando impronte digitali ovunque. Erano ragazzi giovani? Sì, erano ragazzi giovani, sì. Sicuramente erano organizzati, sapevano bene quello che stavano facendo. Il conto del furto è salato. In cassa c'erano almeno 3.800 euro più i danni al negozio. È la seconda spaccata in pochi anni. I ladri in quel caso devastarono il punto vendita. Oltre alla rabbia c'è la certezza che questa zona, dove la famiglia Matruda lavora da 30 anni, non è più la stessa. Io sono cresciuto in un quartiere sicuramente più sicuro di quello che è ora, e mi piacerebbe che altri ragazzi come me potessero vivere la stessa infanzia che ho vissuto io, liberi di stare tranquilli. Spero che gli inquirenti e la giustizia faccia il suo corso e che paghino per quello che gli spetta. Uno di anni ne ha 17, gli altri 3 tra i 18 e i 20, tutti soggetti già noti alle forze dell'ordine nonostante la giovane età. Questa è la caratteristica che hanno in comune i 4 ragazzi individuati dai carabinieri della tenenza di Oderzo quali autori della rapina ai danni di un quindicenne di San Dona di Piave. I fatti il 6 marzo scorso alla stazione delle Corriere, a pochi passi dal centro, dove la vittima prima è stata accerchiata, poi mobilizzata e derubata del portafogli, al cui interno c'erano 20 euro. Di fronte alla reazione del quindicenne, la minaccia con un coltello, attimi di paura riportati ai genitori e poi ai militari dell'Arma, che per circa 2 settimane hanno incrociato identikit e immagini della videosorveglianza, telecamere che in questo angolo di Oderzo non mancano. Certo, devono essere telecamere ad alta risoluzione, perché altrimenti l'identificazione è più difficile, o comunque devono esserci la lettura delle targhe, perché quella è inequivocabile. E sicuramente servono, e sicuramente però, torno a dire, servono le denunce, quindi raccomando ai ragazzi di non avere atteggiamenti omertosi, ma di denunciare sempre qualsiasi cosa. Resta però un senso generalizzato di impunità. Gli stessi componenti della baby gang sono per l'appunto volti conosciuti. Poi però la giustizia deve fare il proprio corso, e quindi da questo punto di vista tutti noi auspichiamo la certezza della pena principalmente. Devianza o disagio giovanile, fenomeni al limite, tra gli stessi ragazzini se ne parla proprio alla fermata del bus. Non c'è molto da fidarsi, anche per gli adulti c'erano un sacco di persone un po' non affidabili. Soprattutto la sera si fa molto paura. L'anno scorso che addirittura alla luce del giorno, che era proprio in orario scolastico circa, che c'era uno che si faceva in vena, quindi sì, non mi sento tanto al sicuro. Area che resta monitorata, anche i locali tengono le antenne alzate, il bar Piramide in 30 anni di attività è diventato un vero e proprio presidio. Noi siamo aperti dalle 6:30 di mattina fino alle 2 di notte, quindi sostanzialmente durante il giorno l'area è sempre controllata. Se abbiamo qualche problema abbiamo un buon rapporto con i carabinieri di Oderzo, che fanno sempre un ottimo lavoro. Sicurezza che si fa in tanti modi, talvolta semplicemente parlando. Ad esempio io domenica sono venuto qui, c'erano dei ragazzi seduti qui sul plateatico, avevano spostato un po' le sedie e gli ho detto: ragazzi, guardate che qui l'area è videosorvegliata, state pure seduti, però voglio che mettiate tutto a posto poi. 10 minuti dopo mi hanno sistemato tutto plateatico, cioè basta andare a volte anche con le buone maniere e i ragazzi capiscono. Queste però
però sono le regole che non le fa. Sì, ma può essere fatta un discorso di protesta da tutti i genitori e rescindere noi dal servizio. Il sindaco di San Biagio di Callalta, Valentina Pillon, da una parte, i genitori dei bambini della scuola primaria di Fagare dall'altra. Sono passate 24 ore da quando uno dei bambini di quinta elementare ha trovato una larva in mezzo alla lasagna. Ed ecco l'azione di protesta. Tutti i bambini sono stati fatti uscire, il pasto disdetto, il picnic al campo sportivo. I piccoli a giocare, i grandi a discutere sul da farsi. A poche centinaia di metri in contemporanea una rappresentante della Dussmann, azienda di distribuzione sotto attacco, insieme al dirigente e al primo cittadino erano in mensa. Siamo i primi a voler rassicurare quindi le famiglie tutte per la sicurezza della mensa e per cercare di dare delle risposte. In questo momento i NAS e anche l'ULS sono al lavoro, già ieri hanno fatto dei controlli. Controlli che non hanno rilevato criticità, dato che impedisce al Comune di sospendere l'appalto con la ditta in questione, ditta che ha già denunciato il sabotaggio attraverso un esposto in procura. Elena Pagotto, assessore all'istruzione del Comune di San Biagio, insegna proprio in questa scuola. Comprendiamo la preoccupazione e stiamo attivando tutte le verifiche necessarie. I genitori restano determinati a far disertare la mensa ai figli finché non avranno risposte certe. Noi chiediamo lo stop all'appalto, lo stop immediato sarebbe l'ideale, probabilmente non sarà possibile, però a giugno scade l'appalto della Dussmann e noi pretendiamo che non si ripresenti. Soprattutto non abbiamo capito dove finisce la responsabilità di qualcuno e dove inizia la responsabilità di qualcun altro, perché ci rimbalzano dalla ditta al comune, al dirigente scolastico. Ci sarà una gara di solidarietà tra noi genitori, ognuno si prenderà i bambini che può e li porteremo a casa a mangiare finché non avremo una soluzione certa. Unica soluzione prospettata ad oggi, che il dirigente acconsenta previa circolare alla possibilità per i bambini di portarsi il pasto da casa. È il terzo caso nell'istituto comprensivo. Tra le voci che si sono levate oggi c'era anche quella dei più piccoli, protagonisti, loro malgrado, di questa brutta situazione. Vedo una piccolo pezzo nero, provo a vedere e trovo il verme. Era veramente orribile e poi ho lasciato lì il piatto, me ne sono tirato indietro. Si muoveva? No, morto nella polpetta di pesce. Ma l'hai masticata o l'hai vista? Cioè, l'ho messa in bocca e poi l'ho tolta dalla bocca e era un pezzo di plastica. Sei dispiaciuta? Un po'. Allora, questa mattina non ci facciamo mancare niente, cari telespettatori e care telespettatrici, perché si parla di sicurezza, di ambiente, si parla veramente dei nostri bambini, dei nostri ragazzi, delle famiglie. Abbiamo iniziato con queste spaccate, con questi furti, le baby gang, le mense. Allora io presento subito i graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza Valente Chieregato, manager, grazie di essere qui Chieregato con noi. Saluto anche veramente, grazie, Sergio Frigo, giornalista, ecco, da Padova, collegato con noi. Buongiorno Frigo, grazie anche a lei di essere qui. Dovremmo collegarci anche... Vediamo se è già collegato il professor Miozzo, Agostino Miozzo. No, ancora no, vediamo dopo. Allora, inizierei proprio da Frigo. Allora, come giornalista, Sergio, cosa vuoi dire? Cosa si può scrivere di tre fatti, non che si uniscono, ma parlano sempre di sicurezza? Sicurezza alimentare, sicurezza alla persona, sicurezza dei commercianti, artigiani. Ma cosa sta succedendo? Allora, prima si diceva c'è la sinistra buonista, adesso abbiamo una destra. Allora, cosa succede? C'è qualcuno che non vuole fermare qualcuno e qualcosa? Oppure cosa sta succedendo che siamo veramente in tilt? Prego. Non lo so francamente, perché mi trovo un po' in difficoltà a commentare episodi singoli. Bisognerebbe un po' guardare le statistiche, vedere se le situazioni sono più o meno in crescita, le situazioni di insicurezza sono più o meno in crescita. Ci sono probabilmente dati contrastanti e situazioni anche singole che messe insieme ovviamente creano una situazione di disagio, di
di paura, di inquietudine di cui bisogna tenere conto al tempo stesso senza farne senza esagerarne la portata. Insomma, ecco, io su questo sarei un po' bisognerebbe appunto ragionare su situazioni molto che si registrino statisticamente. Insomma, ecco, poi chiaramente ogni singolo episodio per chi lo vive è un episodio molto serio e molto grave, indubbiamente. Sentiamo Valente Chieregato invece come commenta questi tre. Abbiamo visto servizi che sono tutti collegati perché è sempre un tema di sicurezza, di ambiente. Prego. Allora, sicuramente le statistiche che sono sante e ce ne abbeveriamo tutti, dicono che negli ultimi 30 anni, anche gli ultimi 50 anni, tutti i reati sono in diminuzione, tutti. Ma c'è un piccolo dettaglio che secondo me è sempre bene ricordare, e cioè che non è il numero di reati che fa la differenza, ma è la percezione che ne ha la cittadinanza, la collettività nei confronti di questi reati. Mi spiego meglio. Può essere molto più intollerabile un solo omicidio commesso in un certo modo, in un certo contesto, piuttosto che 100 in un altro. Scusate se faccio dei numeri a caso e anche un po' cattivi, se vogliamo, però è così. Quindi in questa fase storica queste manifestazioni che abbiamo visto nei servizi stanno diventando sempre più intollerabili, anche se effettivamente il numero di reati è in diminuzione, ma non importa, perché la percezione delle persone, a parte che le persone pensano che siano in aumento, e questo non è vero, ma lasciamo da parte un attimo questo dettaglio, di sicuro c'è che la maggior parte delle persone ha la sensazione che queste cose diventino ogni giorno sempre più intollerabili. E che cosa bisogna fare? Bisogna intervenire con delle nuove leggi, con delle disposizioni di legge nuove, perché le leggi che ci sono adesso sono estremamente fumose, danno la possibilità di interpretazione a vari livelli delle istituzioni. Questo non va bene. Perché che cosa succederà altrimenti? Che gradualmente le persone sui territori tenderanno a pensare che il metodo per farsi giustizia è quello di provvedere in proprio, cosa gravissima che non deve mai accadere in una democrazia, in una società civile. Devono essere le istituzioni a badare alla sicurezza e a far rispettare le leggi, ma quando questo non avviene si ha questa sensazione, attenzione, perché questo dettaglio è fondamentale, cioè la sensazione di non avere giustizia intorno a sé è un fatto di un'enorme gravità che le istituzioni devono prendere in considerazione, qualsiasi siano i numeri. Qualunque siano i numeri in ballo, se c'è una collettività che non si sente sicura, le istituzioni devono intervenire, altrimenti poi accadono episodi di persone o di gruppi di persone che pensano di farsi giustizia da soli, e questo è una cosa molto molto seria da prendere in considerazione oggi. Il fatto che ci sia un governo di destra, di sinistra è completamente irrilevante, perché la politica deve intervenire qualunque sia la parte, e tanto più visto che adesso c'è una politica che punta anche molte delle sue azioni sulla sicurezza, deve intervenire con estrema urgenza. Estrema urgenza. Guardate che fino a qualche decennio fa si pensava che la sicurezza fosse di più, ce ne fosse di più al nord piuttosto che al sud Italia. Oggi la sensazione che abbiamo in tanti è che sia esattamente il contrario, cioè che nelle grandi città del nord ci sia molta meno sicurezza rispetto al sud Italia o ad altre realtà in Europa. Questa cosa qua, badate bene, necessita di un intervento molto urgente a livello legislativo e a livello di regolamenti, cioè i vari livelli delle istituzioni devono sapere cosa fare a seconda della situazione, e deve essere chiaro anche per il cittadino qual è il livello istituzionale che deve intervenire caso per caso. Molto chiaro Valente Chieregato, grazie, perché è proprio così, io la vedo proprio come Valente Chieregato, anche perché essendo nel pezzo, girando tutto il giorno e anche incontrando anche queste situazioni, e ho parlato con una persona che tanti anni fa si occupava proprio di alimentazione e ha detto dovrebbero anche far capire, ecco, quando trovano queste cose chi di dovere
e fermarli, perché non è possibile nel 2025 a vedere ancora queste cose, soprattutto su queste creature fragili che non possono difendersi. Per fortuna che sono svegli, dico io che i ragazzi sono molto svegli, molto attenti, è proprio così, li abbiamo sentiti e li abbiamo visti, e perciò forse sono loro che danno più sicurezza a noi che noi a loro, questa è la verità. Però Sergio Frigo, ecco, tu ti occupi di ambiente, ecco, sei una persona che veramente sta cercando di capire anche cosa succede nel nostro territorio. Vediamo anche le foto che ha mandato anche Sergio Frigo, perché è sempre una questione di sicurezza che tu ti occupi e ti preoccupi, però c'è qualcuno che non ascolta ancora, siamo ancora in alto mare, navighiamo, parlo delle casse di espansione. Parlo di questo clima che sta cambiando in maniera incredibile, eppure non si investe ancora in un territorio fragilissimo. Noi dobbiamo sempre sospirare e dire per fortuna che è passato, non è successo niente. Gli interventi invece dove vogliono li fanno, i soldi per le guerre si trovano, i soldi per fare delle cose che a noi risultano veramente incredibili li hanno trovati, la pista da bob, la quarta corsia, la terza corsia, fra poco ne faremo 12, abbiamo dei porti meravigliosi chiusi, a via acqua non se ne parla, con progetti che ci sono. Cosa sta succedendo? Perché nessun politico, perché noi abbiamo 70 governi, Sergio Frigo, non è che non abbiamo cambiato, abbiamo cercato di cambiare, ma siamo sempre là, non si muove niente, anzi diventiamo sempre più fragili e sempre più in pericolo, in tutte le situazioni, perché ne abbiamo visto 3, ma tu sei una dimostrazione di un'altra, ti stai occupando del territorio fragilissimo. Prego Sergio Frigo. Ma la questione è, diciamo, da un primo punto di vista è tutto sommato abbastanza semplice, ovviamente la diagnosi, molto più complicato ovviamente intervenire. Allora, la diagnosi è che il territorio si è infragilito a causa di un intervento umano che nel corso dei decenni, quantomeno diciamo dalla rivoluzione industriale in poi, è stato estremamente deleterio. C'era Luigi Meneghello che diceva che che ci siamo tutti, che diciamo che abbiamo rovinato il territorio per stare un po' più bene. Ecco. Allora, prima c'era un Veneto in particolare, che era il meridione d'Italia per quanto riguarda l'immigrazione, la gente che scappava via perché appunto non c'erano elementi per sopravvivere. E poi c'è stato lo sviluppo che ha consentito alla gente di non emigrare più, però questo sviluppo non è stato gratuito. All'epoca sembrava 10, 20 anni fa, 30 anni fa, 50, sembrava che ci fossero soltanto benefici, poi evidentemente dietro lo sviluppo è venuto anche il consumo di territorio, è venuto l'inquinamento e tutte queste cose che sappiamo. Allora, cosa sta succedendo nell'ultimo decennio? Però in realtà è una cosa che va avanti almeno 30 o 40 anni in maniera pesante, solo che non ce ne siamo accorti o non abbiamo voluto prenderne atto. Sta succedendo che il clima è cambiato ed adesso presenta il conto. Per quanto riguarda in particolare, oggi è la giornata internazionale, la giornata mondiale dell'acqua. L'acqua è uno degli elementi che più esprime questo cambiamento, in cui più si manifesta questo cambiamento del clima. Come si esprime? Si esprime in due modi, con lunghi periodi di siccità e grandi fortissime precipitazioni. Piove più o meno come 50 anni fa, però piove in maniera estremamente diversa. Questo significa che quando non piove, ricordiamo il terribile anno 2022, quando non piove per mesi e mesi andiamo in sofferenza, in siccità che riguarda sia l'utilizzo per i campi, sia cominciano a determinarsi problemi anche per l'industria e per l'acqua da bere, l'acqua potabile,
e poi succedono magari 2, 3 o una grande precipitazione di tipo, le chiamano le bombe d'acqua, ormai è la modalità con cui piove in gran parte dei casi, in cui grandine e acqua precipitano in misura assolutamente insostenibile da parte del nostro sistema idraulico e a questo punto succedono le esondazioni, le alluvioni, eccetera, eccetera. Questa è la situazione, questo è cambiato radicalmente negli ultimi decenni. Vuol dire che una struttura idraulica costruita nel corso dei secoli per rispondere a un determinato tipo di clima adesso non è più sufficiente. Perché? Perché gli argini cedono sotto la pressione di grandi precipitazioni, enormi precipitazioni. I fiumi hanno una portata che non sopporta più, diciamo, la forza delle acque, e quindi diciamo che succedono queste cose di cui parliamo. C'è un ulteriore fatto che riguarda sempre la regimentazione delle acque, cioè il fatto che è tutto stato cementificato molto più che nel passato. Noi sappiamo che il Veneto è la seconda regione in Italia per consumo di suolo. Cemento e asfalto non consentono più al terreno di assorbire le precipitazioni, per cui convogliano l'acqua che prima veniva assorbita dal terreno e finiva nelle falde acquifere e diventava acqua buona perché veniva filtrata da centinaia di metri o decine di metri di sedimento, veniva filtrata e diventava acqua potabile. Adesso non arriva più alle falde, arriva direttamente ai canali, dai canali ai fiumi, dai fiumi al mare, quindi è acqua buona, acqua potabile, acqua dolce, non potabile ma dolce, che potrebbe essere potabilizzata dalla natura, finisce direttamente al mare, e noi ci troviamo con le falde che negli ultimi 50 anni hanno perso il 20% del volume. Parlo del Veneto. 20% del volume in meno significa che abbiamo perso dall'inizio del Novecento praticamente un quinto dell'acqua potabile. Qui nelle immagini che vediamo ci sono delle situazioni in cui si sta cercando faticosamente di ripristinare con l'attività umana. Questo si chiama pozzo bevitore. Ecco, spieghiamo anche le foto che stiamo vedendo, perché anche Valente Chevegato è molto curioso di capire che foto ci ha mandato. Questa cosa stiamo vedendo, Sergio? Allora, questo si chiama pozzo bevitore, è il modo con cui si sta faticosamente e con molta incertezza ripristinando quella che è l'attività della natura, cioè questo è un'area che assorbe dell'acqua, la convoglia verso quel pozzo che vediamo all'interno. Ecco, questa è un'altra modalità con cui l'uomo cerca di rimediare. Questi sono immagini relative a dei progetti LIFE, sono progetti europei che ci sono soprattutto nell'Alto Vicentino e nell'alta pianura friulana. Sono degli esperimenti o poco più per il momento. Questa è una canaletta. In sostanza si tratta di convogliare nel terreno quell'acqua che finirebbe nei canali, e dai canali, come dicevo, nei fiumi e direttamente al mare. Qui l'acqua si raccoglie, si deposita, scende per qualche decina di metri attraverso le radici degli alberi o attraverso, ecco, questa noi vediamo, qui vediamo un'altra di queste iniziative, e sostanzialmente scende nella falda e va a ripristinare. Noi sotto il nostro terreno nel Veneto abbiamo le cosiddette risorgive, che sono c'è una falda, ecco qui vedete come avviene il processo. Sostanzialmente l'acqua scende giù, va ad alimentare la falda, e questa falda è ai piedi dell'alta pianura veneta ed è quella che raccoglie l'acqua che scende dal cielo, ma che scende anche dalle montagne. Appena sotto le nostre montagne l'acqua si inabissa, perché sono montagne fatte di sedimenti ghiaiosi importanti, abbastanza grossi. Allora l'acqua penetra dentro, scende giù, arriva fino alla falda e quando poi è una falda che riaffiora nella fascia delle risorgive,
Cioè noi praticamente, ecco qui vediamo una risorgiva, vedete quel movimento che c'è al centro delle immagini è l'acqua che qui siamo nelle risorgive di Bressanvido, ma c'è tutta una fascia di risorgive che va dall'Alto Veronese, dal Veronese diciamo tutta la zona dell'Alto Vicentino, eccola qui, vedete, qui è l'acqua, questa è l'acqua che nasce, è acqua potabile purissima che nasce e riguarda tutta una fascia appunto dove questa falda arriva in contatto con la superficie del terreno e lì in alcuni casi viene intercettata dai nostri acquedotti, per esempio l'acquedotto di Padova, l'acquedotto di Vicenza pescano da queste risorgive e ci portano acqua che dopo pochissimi trattamenti e con leggera discesa che ci sono le canalette arrivano ad alimentare per esempio l'acquedotto di Padova che è distante 70-80 chilometri ed è quella che disseta gran parte della regione. E poi incontrano i PFAS, Sergio, un po' lontano, vicino a Vicenza. I PFAS sono nella zona Basso Vicentino, Basso Veronese, Bassa Padovana e lì purtroppo è un altro momento in cui appunto parlavamo prima di inquinamento, c'è questa ditta di Trissino che produce purtroppo una cosa che a noi serve, no? Che è molto utile, cioè produce questi composti chimici che sono per esempio quelli che rendono impermeabili le nostre giacche a vento, quelli che rendono non aderenti le nostre pentole e hanno svariatissimi usi. Sono praticamente delle pellicole che si depositano su diversi oggetti, sono una grande scoperta, al tempo stesso una grande maledizione, perché i residui di questa lavorazione per decenni sono finiti nelle falde acquifere, sono state sversate nei canali, sono finite nelle falde acquifere e adesso ci sono 350.000 persone nell'area che dicevo prima che bevono nella loro acqua, che bevono queste o hanno bevuto per decenni, bambini compresi, hanno bevuto queste sostanze senza ovviamente accorgersene perché sono insapori, inodori, poi sono in concentrazioni che non sono percepibili al gusto, però ci sono e determinano grossi problemi alla salute, sono potenzialmente molto pericolosi, diciamo che si stanno studiando. Ho avuto i medici per l'ambiente proprio ospiti che ringrazio sempre, sono veramente preoccupati. Certo. Ecco, forse qualcuno non insiste abbastanza su questa pericolosità, ma sono veramente preoccupati, stanno facendo dei test anche i ragazzi e non andiamo per niente bene. Allora, cosa vuoi dire Valente Chieregato? È stato veramente molto chiaro il nostro Sergio Frigo, questo giornalista che sta cercando invece di divulgare queste notizie, anche se a qualcuno non fa piacere di sicuro, ma è la realtà che lui ci ha detto e ci sta dimostrando. Ma dove vuole arrivare l'uomo, specialmente questo uomo che sta distruggendo anche per il futuro, perché questi grandi della terra hanno figli, nipoti, cioè non è che siano proprio dei dinosauri, sono delle persone che tengono famiglia, però il business, il diventare sempre più forte, di occupare sempre di più, di avere sempre più denaro, sempre più anche materie rare, perché ne abbiamo tantissime, vanno sopra qualsiasi cosa, ma chi se ne frega dell'uomo? Chi se ne frega di questa creatura meravigliosa che anche la natura ha creato assieme alla flora e alla fauna? Io finché ricopro questo importante ruolo cerco di arraffare il più possibile. La storia insegna, non mi sembra che sia cambiato niente, anzi forse anche con delle armi diverse, più potenti ancora, più veloci ancora, ma la sostanza è sempre quella, diventare sempre più potenti a scapito di quelle persone che non possono difendersi, che sono i popoli. Prego. Ma allora, io ricordo una frase di un camorrista dei casalesi, se non mi ricordo, a cui dissero, ma in una intercettazione gli fu fatto notare che sversare i rifiuti nel terreno avrebbe causato l'inquinamento della falda e quindi poi anche dei figli nipoti che avrebbero avuto questo regalo. E lui rispose, beh, ma noi ci beviamo l'acqua minerale.
Cioè, anche un po' da ignoranti, se vogliamo, perché dopo non è che la falda è solamente l'acqua da bere, poi riguarda un sacco di altre cose, ma vabbè, cioè, diciamo che tanto per capire. Non è che la criminalità organizzata sia formata da scienziati e da persone particolarmente, diciamo, con un cervello particolarmente sviluppato. Ecco, quindi non è sorprendente che dicano cose del genere. Però è vero che nella storia è molto difficile, a parte qualche santo, trovare persone che si sono occupate del futuro. È molto difficile, di solito non è così. Di solito chi ha in mano le leve del potere pensa neanche a domani, ma a oggi pomeriggio e finisce lì. E questo spiega tante dinamiche che sono legate alla situazione che abbiamo oggi. Ricordiamoci che noi viviamo in un mondo che è ampiamente più confortevole rispetto a qualunque epoca passata, e questo ovviamente è a causa delle attività umane che hanno prodotto, come diceva giustamente l'ospite, ha prodotto del benessere che naturalmente è qui fra di noi, quindi non possiamo negare il fatto che d'inverno tutti quanti possiamo vivere in ambienti caldi, d'estate addirittura adesso ci sono i condizionatori, e in generale tutti hanno del cibo a disposizione, almeno diciamo, la grandissima maggioranza della popolazione, sicuramente da noi è così. Tutto questo ovviamente ha anche un altro lato della medaglia, che è quello della riduzione dell'ambiente nello stato in cui è oggi. E la cosa più importante è che anche in questo caso, quando ci si occupa di ambiente, secondo me non bisogna concentrarsi su quello che si vede oggi, ma su quello che potrà vedersi nel futuro. Cioè, anche in questo caso bisogna essere più concentrati su quello che avremo più avanti. Io adesso non so se posso parlare un po' di energia, prego. Che secondo me è un argomento fondamentale, nel senso che la produzione energetica è quella che determina tanti dei problemi climatici e ambientali che abbiamo, perché noi viviamo sostanzialmente di energia, tutte le nostre industrie, tantissime delle nostre attività quotidiane comportano l'utilizzo di energia, e la produzione dell'energia è uno degli elementi fondamentali per avere un futuro più confortevole, con un ambiente più rispettato, e che, ricordiamoci sempre, quando si rispetta l'ambiente, in realtà non è che si rispetta l'ambiente in sé, si rispetta l'uomo, ci rispettiamo noi stessi quando pensiamo alla tutela dell'ambiente del futuro. Quindi non è che stiamo pensando al bosco o all'albero, stiamo pensando a noi, proprio a noi in prima persona e a chi verrà dopo di noi. Quindi questo è un fatto fondamentale, perché se ci concentriamo su qualcosa di evanescente non capiamo bene qual è lo scopo invece delle attività che andiamo a fare, che dovremmo fare. Per cui noi oggi in Italia produciamo l'energia, guardate che è un dato sorprendente, ma è bene che lo sappiate, per il 49% con fonti rinnovabili. Siamo praticamente lo stato dell'OCSE che ha più produzione energetica con fonti rinnovabili, e questo è un elemento che noi dobbiamo conoscere. Dobbiamo sapere che siamo una delle nazioni da questo punto di vista più virtuose. Naturalmente non è, diciamo così, merito della politica, ma di un sacco di fattori che si sono concatenati negli anni. Questo però non ci consente, e questo è un fatto incredibile, di pagare il kilowattora di energia meno degli altri, cosa che dovrebbe essere. Perché? Perché prima di tutto diciamo, l'altra parte, quindi l'altro 50% di energia, lo produciamo con elementi che dobbiamo importare, fondamentalmente il gas, ma non solo, e questi elementi che noi importiamo, queste materie prime che noi importiamo, non le produciamo, non le abbiamo sul nostro territorio e dobbiamo per forza importarle. La crisi russo-ucraina ci ha molto danneggiato, perché noi importavamo una grande quantità di gas a un prezzo buono dalla Russia, adesso non possiamo più farlo, e quindi adesso ci troviamo, ecco qui per esempio questo è il prezzo dell'energia per l'industria, e qui abbiamo il prezzo dell'elettricità e del gas,
e naturalmente questo si vede poi anche nelle bollette di casa, però nelle bollette di casa l'incidenza è inferiore perché ci sono fattori calmieranti dal punto di vista proprio della tassazione. Sulle industrie questo avviene di meno e lì vedete che l'Europa paga praticamente 2,5 volte quello che pagano gli Stati Uniti e Cina a livello di costo energetico dell'elettricità nell'industria. A livello addirittura di gas è ancora di più, però diciamo a livello industriale è l'elettricità quella che ovviamente incide di più. Questo che cosa causa? Che questi costi poi finiscono nei costi dei prodotti, diciamo dei semilavorati, e quindi alla fine arriva anche nella spesa di tutti i giorni di tutti noi. Questo è il prezzo per centesimi, diciamo, dell'elettricità per le industrie, ok? Quindi vedete che l'Italia paga 61 centesimi di media per kilowattora, poi dietro ci sono altri paesi europei, Polonia, Germania, Gran Bretagna. Noi siamo i più alti? Noi siamo i più alti, diciamo, dell'ambiente OXE, ma per fare un paragone vedete che la Cina paga 9 centesimi, gli Stati Uniti 14, che sono i principali concorrenti a livello industriale, e poi vabbè sotto ci sono Iraq e Qatar, ma quelli sono produttori di petrolio, quindi è ovvio che paghino molto poco. L'Islanda, vedete, paga solo 7 centesimi perché loro hanno energia geotermica, quindi prendono energia dal terreno, lì ovviamente è molto abbondante questo tipo di energia rinnovabile, quindi può essere sfruttata in pieno. Che cosa bisognerebbe fare per migliorare questa situazione? Innanzitutto bisognerebbe lavorare sulla tassazione, cioè quindi lo Stato dovrebbe intervenire per ridurre le tasse e quindi ridurre anche questo costo. Ma il vero punto è che tutte queste cose si possono fare quando si è un attore internazionale forte. Quindi si può molto banalmente andare a comprare il gas a un prezzo inferiore. Come si fa questo? Non si fa come Italia, tanto meno come Veneto o come regioni autonome più piccole, ma si fa come Europa. Fermo che regato, perché adesso devo aprire assolutamente il centralino, ma dovevate ascoltare perché sono state dette delle cose importanti, dopo a caso ognuno fa le proprie riflessioni, ma abbiamo veramente le persone competenti che devono essere ascoltate e poi ognuno decide. Abbiamo Rinaldo, vai Rinaldo. Ciao Mirella. Ciao. E buongiorno ai tuoi ospiti. Io 30 anni fa, quando che lavoravo con le banche, andavo per le cucine perché portavo da mangiare alle scuole. Quando andavo a ritirare il pranzo per i bambini, mi metteva sui busolotti puliti, che c'era l'ufficio igiene, che c'era i direttori che controllava il cibo prima di metterlo su ste robe, e noi altri che lo portavamo, avevamo il tempo giusto e arrivava caldo, perfetto. Ma adesso cosa fai? Perché non usi i controlli? In cucina aspettavo fuori finché l'ufficio igiene, i responsabili, verificava sto cibo che gli andava a portare i puttei, e non ho mai sentito delle robe strane. Dopo poi succede qualche cosa perché è logico, ma è una cosa che siamo lì a parlare. Anche adesso del tempo, il tempo è colpa nostra. Una volta con i fossi sui campi, abbiamo cementato, come hai capito bene, è Veneto, c'è tutto cemento, le gemiere dei capannoni vodici, ti portaria all'acqua, ti fa, c'è una roba che ne regala proprio la scienza per coltivare, per fare, e che c'è dappertutto, le gemiere morti coltivate, cosa ne mi cerca della canaletta, dell'acqua, ma stiamo lì a parlare delle robe che non ha niente a che vedere. Sono tutte storie, ma che sono tutti che sa tutto. Sappiamo il problema, tutti come risolverlo, e la politica non mi interessa niente e va avanti così, perché chi che consuma il 70% di queste robe, dell'industria, l'acqua, il gas, l'elettricità, l'industria. In casa mia cosa ha avuto che consuma? Basta Rinaldo, perché non ce la faccio. Grazie Rinaldo della telefonata, sei stato chiarissimo come sempre, però adesso devo andare assolutamente in pubblicità.
Allora, ci siamo lasciati con la telefonata del nostro Rinaldo Sergio Frigo. Ecco, come commenti, ormai siamo quasi in chiusura. Ecco, queste foto che hai portato, la bellezza dell'ambiente che avevamo la fortuna di avere, qualcosa si può ancora fare. Io ho avuto dei ricercatori, degli scienziati, se si interviene subito siamo ancora in tempo, però bisogna intervenire, e soprattutto chi è legato qua che mi spinge perché vuole sapere dov'è quel mulino, quella foto bellissima che tu ci hai portato, Sergio, prego. Parlavamo, il professor prima, il collega parlava di energia, no? Ovviamente fino a circa 80, 60, 70 anni fa c'erano questi mulini. Allora voi dovete sapere che questo è il mulino di Noale, è un mulino che prende l'acqua dal Marzanego. Quello che abbiamo visto prima è Santa Giustina o Lozzo in Cadore. Allora c'erano nei momenti d'oro dei mulini, questo invece è il mulino di Ponte Manco a Padova, provincia di Padova, c'era praticamente una ruota di mulino nell'epoca della Serenissima, una ruota di mulino ogni 350 abitanti circa. Voleva dire che ogni piccolo centro aveva una ruota che serviva soprattutto a far funzionare, a macinare i cereali, il grano, ecco questo è l'Ozzo, e l'acqua scendeva dall'alto come in questo caso, oppure dal basso come in quello di Ponte Manco, e poi servivano a far andare i magli, le piccole fonderie, tutta una per la pulitura del riso, tutta una serie di operazioni che venivano svolte utilizzando la forza dell'acqua, perché come dicevamo oggi è giornata dell'acqua, l'acqua è sempre stata fondamentale per la nostra civiltà veneta. Voi pensate che non c'è una città o cittadina significativa del Veneto che non abbia un corso d'acqua che ci passa in mezzo o di fianco. Questa invece è una centrale idroelettrica con lo sversamento dell'acqua, quindi abbiamo avuto prima l'acqua, l'energia arrivava soprattutto dai mulini, poi ci sono state le grandi centrali piccole e poi grandi centrali idroelettriche che per buona parte del Novecento hanno consentito lo sviluppo economico, l'industria eccetera, e adesso purtroppo anche l'idroelettrico. Cosa stiamo vedendo qui, Sergio Frigo, perché era curioso anche su questa foto. Ecco, dove siamo? Ecco, parlando del rapporto fra l'uomo e l'acqua, questo è il ponte di Barche di Santa Giulia sul Po. Ecco, i ponti, abbiamo dei ponti bellissimi, questo è il ponte di Barche sul Po, poi ne abbiamo a Capossile, adesso non so se ci sono le altre immagini che seguono, non so se sono arrivate tutte. Ecco, questo qui è il ponte di Fossalta di Piave, è uno dei ponti che si paga un piccolo pedaggio per passarci, c'è una ditta privata, una famiglia che lo gestisce da tantissimo tempo. Questo è Fossalta di Piave ed è una volta in quella zona c'era un guado, poi hanno fatto questo ponte e ancora adesso si pagano pochi centesimi. L'ho fatto l'altro giorno, Sergio, l'ho fatto l'altro giorno, hai ragione, bellissimo. Ecco. È un retaggio del passato, ma è un ponte molto... Qui parliamo invece di bonifica, questo è il Museo della Bonifica che riguarda la zona del Basso Piave. Voi dovete sapere che nel Veneto 1/3 del territorio di pianura è sotto il livello del mare, quindi è tenuto asciutto attraverso la bonifica che è fatta da, ecco, questa è un'idrovora che prende l'acqua dal terreno, la solleva e la porta al mare. Noi abbiamo la contraddizione di questo Veneto di cui parliamo al giorno d'oggi. Il Veneto ha un sistema di canali di 25.000 chilometri di canali gestiti solo dai consorzi di bonifica. Questo ci consente di stare all'asciutto, noi ce ne dimentichiamo, ma in realtà se non ci fossero questi canali, queste idrovore, queste grandi opere, saremmo sotto l'acqua per 1/3 abbondante del nostro territorio. Purtroppo questo Veneto il Veneto sarebbe così, questo sarebbe un paesaggio abbastanza tipico della parte bassa del Veneto, sarebbe un paesaggio acquitrinoso di paludi. Ecco, purtroppo questa nostra organizzazione dei canali, dei fiumi che abbiamo è fatta per tirare via l'acqua in sovrappiù e tenere l'asciutto. Il problema è che adesso spesso abbiamo acqua che invece ce ne abbiamo troppo poca, molto
molto spesso, come dicevo, abbassamento delle falde, prosciugamento delle risorgive. Quindi questa diminuzione, noi abbiamo un sistema che è concepito per fare il contrario. Ti fermo un cioè secondo, per Sergio Frigo, perché sennò mi sparano al centralino. Abbiamo Vladimiro da Rovigo, poi continuiamo. Vai Vladimiro. Sì, vado tutto a scheggia. L'intervento quello precedente dei tuoi ospiti in collegamento è stato molto interessante e molto vero. Vago a scheggia. Secondo me in Veneto, ma non solo, che se due distinte macro aree rispetto ai problemi della pioggia e dell'acqua. Nel Basso Veneto, mi sono dello Vigo, Polesine, no? Da noi altri, ma c'è più rischio delle alluvioni tipo 51. Problemi di tre tipi diversi, che quando che piove tanto, qua da noi altri non c'è cementificazione oppure l'asfaltarizzazione, no? Piove così tanto che le campagne non riesce a filtrare l'acqua e capita specialmente in alcune zone montagnane, badia, che diventa per alcuni giorni come che fosse una palude e fa un'alluvione da pioggia perché i campi non riesce ad assorbire. Qual è la soluzione? Non lo so. Oppure la tenuta degli argini, cioè negli altri avremo nell'anno non molta acqua, ma avremo gli argini che si è messi in tilt, dispiace dirlo, dai nutrie, e questi qua poi diventare nel tempo un problema molto serio, come che capita in Emilia e in Romagna. E l'ultimo è il Cuneo Salino, ma questo qua lo salto. Quello che ha detto il tuo ospite di collegamento è verissimo per quello che riguarda la fascia piedemontana, o meglio dove le valli si affacciano alla pianura e discende una quantità, una vagonà immensa di acqua che non viene tenuta né dagli argini dei torrenti, neanche dalla campagna, perché appunto è cementificata. È la linea delle risorgive, che guarda caso è proprio la zona del Veneto che è più urbanizzata, cementificata e piena di strade. Le due zone necessitano dei due tipi diversi di intervento, sia di urgenza, perché qua da noi altri si può affrontare con un attimo più di calma, ma affrontare, e anche come dire di specializzazione, perché lì nella zona tra Veronese e Vicentino, cioè in quella zona lì, in effetti bisogna intervenire con grande urgenza e con tanta specializzazione diversa, cioè diversi modi di intervenire. Grazie Vladimiro, devo interromperti perché sennò non ce la faccio. Comunque l'idea, ecco. Grazie Vladimiro caro, grazie. Andiamo a vedere allora Lega Ambiente, processo Mitteni, poi sentiamo Valente Chieregato, prego. Attiva da sempre in tema di sensibilizzazione dell'opinione pubblica alle problematiche legate all'inquinamento da PFAS e nel sollecitare le istituzioni ad adottare misure a tutela della salute. Legambiente, in qualità di parte civile al processo in Corte d'Assise a Vicenza, ribadisce la necessità che si faccia giustizia ambientale, chiesti i risarcimenti per 330.000 euro insieme ai comitati collegati. La nostra richiesta principale è giustizia per le nostre falde, per il nostro sangue inquinato e per tutto quello che da 10 anni e più stiamo facendo per far emergere questo grave e importante disastro ambientale che ci ha toccato. Abbiamo chiesto 110.000 euro all'associazione perché noi siamo presenti come regionale, come locale e anche come nazionale in questa sede. Allora, Valente Chieregato, noi abbiamo visto anche queste mamme no FAS, queste associazioni che si sono unite per cercare di far sentire la loro voce. In politica i numeri contano, tanto è vero che il Veneto, per quanto riguarda no PFAS, con queste mamme, con queste associazioni, è quello che è il numero più importante di persone che protestano, che cercano di avere giustizia. Ma questa giustizia arriverà, non arriverà? Perché quando vai a toccare multinazionali, vai a toccare i pezzi da 90, poi quei processi, qui abbiamo anche la prescrizione in Italia, ci mancava quella, ce l'abbiamo solo noi, ecco si risolve tutto, l'importante è avere buoni avvocati, di fori importanti e tanti soldi e forse la passi liscia, perché così funziona, o sbaglio? Prego.
No, volevo prendere spunto anche da quello che ha detto l'ospite, l'ascoltatore al telefono. Di Vladimiro. Esatto. Allora, innanzitutto quando si protesta e si combatte per dei diritti è sempre una buona notizia, perché comunque è un'espressione democratica di persone che possono farsi sentire e chiedere giustizia. Questa è una cosa molto buona, il fatto che si possa fare. No? Ecco, dopo che si ottenga giustizia, io dubito fortemente, perché in questo caso è l'incoscienza dello sviluppo industriale che ha causato questi problemi, che sicuramente dovrà essere anche il pubblico, cioè quindi i soldi comuni, a ristorare queste persone. Però qui è proprio l'incoscienza dello sviluppo industriale che è avvenuta, che c'è stata per tanti anni e forse c'è ancora un po'. Volevo prendere spunto perché ha parlato di campi allagati. Allora, questo è un fatto interessante, perché dicono piove così tanto che i campi non riescono a drenare. Allora, il Veneto, diciamo tutta la pianura padana, fino a 100 anni fa, 150, era un'immensa foresta. Cioè c'erano degli alberi dappertutto, quindi il fatto che i campi non riescono a drenare, perché lì i campi non c'erano. Cioè, la natura per quei posti non aveva previsto i campi ce li abbiamo messi noi e quindi è normale che non ce la facciano, perché non è un sesso mare, no? Non è stesso ruolo. Ecco, le nutrie sono una specie del Sud America che è stata introdotta qua per fare il pellicce, dopo sono state lasciate nell'ambiente e dispiace dirlo, vale anche per le zanzare tigre, bisognerebbe trovare un metodo per eliminarle completamente, semplicemente perché non è una specie autoctona e quindi non deve stare in questo territorio, oppure bisognerebbe trovare il modo di prenderle tutte e di riportarle in Sud America, cosa credo impossibile. Sui campi, allora noi abbiamo, questo è un dato italiano, però più o meno il Veneto è simile, il 30% dei campi sono abbandonati, cioè non vengono più coltivati per tanti motivi. Il principale motivo è che se tutti i campi fossero coltivati e avessero una piena produzione, i prezzi agricoli crollerebbero e quindi crollerebbero anche le aziende agricole, ma questo è un fatto, diciamo, che riguarda l'economia su larga scala. Il fatto è che però il 30% dei campi sono abbandonati. Allora, ci sono due possibilità, o tutte e due. Bisogna utilizzare questi terreni e deve intervenire lo Stato o la Regione, diciamo la Regione, lo Stato, i comuni, diciamo le istituzioni, per fare due cose. La prima, la più importante di tutte, bisogna riforestare. Bisogna prendere questi campi, piantare gli alberi e fare in modo che rinasca una parte della foresta autoctona di quest'area. E la seconda cosa, insieme, ma una parte, bisogna mettere fotovoltaico, perché la produzione energetica rinnovabile non è solo sui tetti, sui capannoni, ma può essere anche sui campi. E questo ci consentirebbe di aumentare la percentuale di produzione energetica rinnovabile e quindi di diminuire il prezzo al consumo, quindi sia per le bollette sia per le industrie. Ecco, queste cose qui, queste sono politiche, questa è politica. Prendere dei campi abbandonati, mettere gli alberi e farli diventare foresta, con tra l'altro un miglioramento immediato, perché guardate che se noi prendiamo diciamo così, il 10% del territorio del Veneto e lo riforestiamo, avremmo un immediato ristoro dal punto di vista climatico, perché primo sarebbe molto più difficile avere allagamenti, ma soprattutto sia a livello di temperatura avremo delle estati leggermente più miti e degli inverni un pochino più freddi, perché questo causa, cioè l'ambiente reagisce subito. Siamo noi spesso che siamo molto più lenti a fare queste cose. Grazie Valente Chieregato. Sentiamo invece che messaggio vuole lasciare questa mattina il dottor Sergio Frigo, questo giornalista che sta cercando invece di far capire l'importanza dell'ambiente, della qualità della vita. Oggi giornata dell'acqua, chi meglio di questo ospite. Prego Sergio, che messaggio vuoi lasciarci questa mattina? Ma il messaggio potrebbe essere che la situazione
per quanto riguarda in particolare il cambiamento climatico è talmente importante, talmente grave, che bisognerebbe che ogni nostro atto, noi come individui, poi naturalmente quelli che ci rappresentano, le istituzioni a livello locale, regionale, nazionale e internazionale, ogni nostro atto fosse finalizzato a risolvere questa questione. Invece adesso vediamo che dopo gli anni scorsi in cui se ne parlava, adesso siamo assorbiti da tutte altre cose, siamo assorbiti dalla guerra, siamo assorbiti da quello che fa Trump, però proprio questo discorso di quello che può fare anche il singolo individuo, si tratta soltanto, c'è anche questo importante, abituarsi a spegnere la luce, a non buttare acqua calda, a non sprecare. Questo è quello che si può fare a livello individuale, ma soprattutto si può fare una cosa, si possono fare delle scelte come consumatori e come elettori che vadano in questa direzione. Quindi quando andiamo a votare ricordiamoci di quelli che davvero si occupano dell'ambiente, di quelli che davvero pensano che il clima sia una cosa su cui bisogna intervenire. Invece purtroppo si votano quelli che dicono no, possiamo tranquillamente continuare come è andata, come abbiamo fatto finora, e così non disturbi nessuno e prendi voti. Dopodiché però ci troviamo come cittadini a patirne le conseguenze. Ecco, questo è il messaggio. Pensiamoci su come singoli cittadini e comportiamoci di conseguenza sia nelle scelte quotidiane di acquisto, di comportamento, sia nel momento del voto. Grazie Sergio, vedi che io non spengo la luce, guarda che colore di maglia che ho questa mattina, proprio per cercare di tenere accesa la luce. Più di così penso, ecco, non saprei cosa fare, anche perché cerco di parlare tutte le mattine con persone competenti che cercano di dare degli spunti anche molto interessanti a quei politici o a quei politicanti che ancora non hanno ascoltato bene, hanno sentito ma non ascoltato. Grazie miei carissimi ospiti. Pubblicità. Allora, io vorrei leggere questa lettera che è arrivata da Tullio Giacomini, da questo presidente meraviglioso, che ha anche problemi gravi di salute, l'abbiamo avuto ospite, perché è una lettera che dovrebbe far riflettere la politica in generale. Ci lamentiamo, abbiamo visto questi ragazzi sopra le righe, ecco, queste persone che hanno paura di uscire perché ci sono questi gruppetti. E io leggo questa lettera che mi ha portato Tullio. L'orchestra Giovani Musicisti Veneti sospende le attività, una ferita per la cultura musicale del territorio. Dopo oltre 20 anni di attività, l'orchestra Giovani Musicisti Veneti, realtà di punta dell'associazione culturale Ecce Gratu Giovani Musicisti Veneti, è stata costretta a sospendere le proprie attività. Una decisione sofferta che segna la fine di un capitolo importante per la formazione musicale giovanile nel territorio trevigiano e veneto. Fondata nei primi anni 2000, l'orchestra ha rappresentato un'importante occasione di crescita per oltre 1000 giovani musicisti, offrendo loro la possibilità di confrontarsi con il grande repertorio sinfonico e di vivere un'esperienza altamente formativa, soprattutto dal punto di vista della socializzazione e della condivisione. Solo la presidenza di Tullio Giacomini, uomo di grande sensibilità e ben nota levatura culturale del panorama trevigiano e guidata dal direttore artistico professoressa Maria Grazia Seren, l'associazione ha allestito importanti progetti, quali una fitta attività concertistica nei teatri e nei luoghi più rinomati del Veneto, il laboratorio musicale L'Isola della Musica, diverse collaborazioni con alcune delle più importanti realtà del mondo della musica, il concorso internazionale di composizione moderna che è stata da stimolo alla produzione del repertorio musicale dedicato all'orchestra giovanile, l'incisione e l'esecuzione in prima assoluta dell'inno della città di Treviso, scritto proprio per l'orchestra dei giovani musicisti veneti. Tutto questo e molto altro grazie soprattutto alla professionalità del direttore d'orchestra, maestro Francesco Pavan, e alla collaborazione di musicisti di alto profilo e di persone dedite con sincera passione al perseguimento delle finalità associative.
Nonostante tutto questo, il Consiglio direttivo di amministrazione dell'associazione ha dovuto convenire che non potevano più sussistere le condizioni necessarie per proseguire questo importante cammino. Uno dei motivi che hanno portato alla scelta radicale di interrompere le attività è il non adeguato sostegno dimostrato dal Comune di Treviso, sia dal punto di vista economico che logistico. La mancanza di una sede stabile per svolgere le prove d'orchestra, richiesta più volte alle autorità locali, ha reso estremamente complicata l'organizzazione delle attività, obbligando l'associazione a spostarsi continuamente tra diverse sedi provvisorie, con evidenti disagi per musicisti, famiglie ed organizzatori. Allo scarso supporto da parte del settore pubblico si aggiunge la sempre crescente difficoltà nel reperire contributi dalle realtà private, in un contesto in cui la musica classica fatica evidentemente ad attrarre finanziamenti. Molti concerti sono stati comunque svolti gratuitamente o con rimborsi spese minimi, nella convinzione da parte dell'associazione di offrire alle comunità importanti occasioni di crescita culturale. Tuttavia questa scelta, pur nobile, ha contribuito ulteriormente a mettere in difficoltà l'economia dell'associazione stessa. La sospensione delle attività rappresentata, dunque, una grave perdita per il panorama musicale locale, privando i giovani e le famiglie di un'importante opportunità di crescita artistica e personale. Lascia però un'eredità preziosa, fatta di passione, dedizione, di impegno incessante per la diffusione della musica sinfonica tra le nuove generazioni. L'auspicio è che questa sospensione possa essere solo temporanea e che la comunità locale, insieme all'istituzione, sappia riconoscere il valore di un'esperienza che ha formato tanti giovani musicisti, contribuendo ad arricchire il patrimonio culturale del territorio. Tullio Giacomini, Presidente Associazione Ecce Gratum. Allora, io ringrazio i miei ospiti, ringrazio Claudio Borgia, grazie Borgia, segretario provinciale di Fratelli d'Italia, assieme al sindaco Arnaldo Piton, sindaco di Motta. Saluto anche un altro ospite, Alessandro Lantieri, che è un'associazione molto importante, poi ne parleremo, grazie anche a lei Lantieri di essere qui. Ma perché ho invitato queste due personalità? Perché sono due sensibilità, poi parleremo anche Lantieri. Poi intanto vediamo le immagini dell'orchestra che il nostro bravo regista Italo Morao è riuscito a trovare per far capire di cosa parliamo e perché la Mirella è così arrabbiata. Perché non è possibile che in questo territorio chi si adopera, chi fa del bene, chi cerca di aiutare, guardate che orchestra, ripeto, dai 14 ai 22 anni, non è nel cerchio magico della politica, perciò viene fatta fuori. No, lui ha bussato a tutte le porte, doveva essere qui questa mattina, purtroppo non ce la fa perché, ripeto, è gravemente ammalato, eccolo qua, e perciò lui ce la sta mettendo tutta per cercare di far capire anche la sua disperazione. Perché non mi avete ascoltato? Perché non mi avete aiutato? Ma è possibile dare a una dama 250.000 euro e non dare un centesimo a questo presidente per tenere in piedi questa orchestra? Ecco, qualcuno dirà, ma abbiamo tanto, perché poi la risposta è questa e non ci siete mica solo voi. Ma siamo 20 anni di storia? Allora io vorrei vedere che mi dessero l'elenco dei nuovi che hanno ricevuto i contributi. E perché lui no? Perché questi ragazzi no? Perché nessuno andava a ascoltarli? Al Teatro del Monaco, se non c'era la Mirella che riprendeva, ed era una giornata, una serata dedicata alla donazione. Pensate alla donazione, non una riga su un giornale, niente di niente, ma c'era la Mirella con le telecamere che ha fatto vedere tutto. Allora qualcuno dirà, ma cos'è sta storia? Ma perché fanno così? Ma perché i soldi pubblici vengono destinati come si vuole, dove si vuole e con chi si vuole? Allora, segretario Borgia, lei è una persona sensibile, avevo piacere di averla ospite questa mattina assieme appunto al sindaco Piton, che è un'altra persona sensibile di un partito importante che ha il governo, di persone che veramente dicono e cercano di cambiare anche le regole del gioco. Ma sarà così? Oppure i problemi sono ventottenne, la guerra e tutte quelle cose che sentiamo? O sono anche questi i nostri problemi che dovrebbero farci vivere bene? Prego Borgia. Guardi, noi ci occupiamo di territorio, quindi
è di questo che dobbiamo discutere e su cui ci dobbiamo confrontare. Dispiace leggere una lettera in questi termini e soprattutto in questi toni, ma immagino che insomma siano esasperati da questa situazione. Io purtroppo non la conoscevo questa situazione, la apprendo oggi attraverso questo comunicato. Mi rivolgo direttamente al Presidente, noi siamo in maggioranza a Treviso, governiamo la città con 5 consiglieri e 2 assessori e adesso la prima cosa che farò è chiamare il capogruppo, gli chiederò di mettersi in contatto direttamente con il Presidente per capire insomma, se c'è la possibilità di attivare un canale per cercare di capire se si può risolvere una situazione così particolare e soprattutto riuscire a sostenere questa che immagino insomma, sia un'attività culturale importante e che non deve essere lasciata sola, soprattutto non deve come dire, chiudersi questa esperienza, perché vorrebbe dire lasciare a casa e non dare l'opportunità a musicisti, a famiglie, insomma, di poter contribuire al grande settore che è quello appunto culturale. Ci vuole ovviamente una sensibilità particolare anche e soprattutto in tema culturale, però non conoscendo la situazione, non conoscendo gli antefatti, non conoscendo com'è in generale la questione, non posso poi ovviamente dare un giudizio pieno, completo ed esaustivo. Quello che posso fare è mettere in contatto direttamente i nostri amministratori locali col Presidente e capire quali sono le difficoltà e cercare di metterci a disposizione per risolvere questo problema, sperando di riuscirci. Allora, adesso andiamo a vedere questo monumento invece che ha fatto il sindaco Arnaldo Pitton, da persona sensibile qual è. Sapete che la Mirella dice le cose, le ho invitate, sarà tardi, non lo so, ma io ne parlo, dico, faccio vedere, perché io sono sempre dell'idea che se si vuole si può fare, si può migliorare, si può cercare di essere nel pezzo. Ma come dice il segretario Borgia, devo anche conoscere, però c'era chi doveva far conoscere questa cosa, visto che stiamo parlando di 20 anni di storia. Guardiamo questo monumento, perché adesso lo faccio vedere? Perché non è più il giorno del ricordo, però noi lo ricordiamo, perché non doveva essere solo quel giorno, quella circostanza. Sono tante le circostanze che dobbiamo parlare di questa sensibilità che hanno certi amministratori. Perché si è deciso di fare questo, Sindaco? Sì, grazie dell'invito e un saluto ai telespettatori. Abbiamo voluto farlo per dare qualcosa di tangibile e visibile soprattutto, perché poi, come dice lei, possiamo ricordare gli eventi tragici e brutti come sono stati quelli delle foibe, degli esodati istriani, dalmati, di un territorio straordinario che era italiano, e l'ho voluto fare per 3 motivi. Il primo è perché già negli anni 90 ero, diciamo, non sul pezzo, quindi sapevo un po' di questa storia. Non l'ho presa proprio bene a scuola perché se ne parla ancora purtroppo poco, e girando con delle persone che le cito, il dottor Casagrande e Marco Pirina, che era un storico che ricercava proprio questa storia, mi sono appassionato, l'ho scoperta e ho capito questa vicenda tragica dove si parla di quasi 10.000 infoibati e istroveneti che sono stati cacciati dal proprio territorio. E ho detto, se avrò l'occasione nella vita di poter fare, vorrei fare qualcosa che ricordi questo. Ho avuto la fortuna e l'onore di essere eletto sindaco nel mio territorio e ho voluto fare appunto questo monumento, sono riuscito a farlo. Questo è uno. Il secondo, perché ho scoperto anche che a Meduna avevamo 2 infoibati, i Masson, papà e figlio, pensate, infoibati, e quindi un motivo in più. E il terzo motivo perché credo che tutti i comuni d'Italia dovrebbero avere un monumento che ricordi questa vicenda tragica e importante. Quindi l'ho fatto e ho voluto farlo non solo, come dice lei, per ricordare il 10 febbraio, ma che passa, e guardi, l'ho voluto fare su un posto particolare, una via del paese dove le scuole passano e escono per andare gli studenti a scuola, quindi l'ho voluto fare dove si vede tutti i giorni. Ma la sensibilità è anche quando tu, persona, ti poni di fronte a questo sindaco e dici:
vorrei fare questa cosa, sindaco, mi dà una mano? Quello che faccio io con i sindaci quando li incontro, ad esempio sulle stragi, questi morti sulle strade, queste mamme, queste famiglie disperate. E quando ho bussato alla porta del sindaco Pitone mi ha detto: mandami il progetto, voglio vedere, lo porterò in giunta. Il sindaco Pitone mi ha detto: vieni e facciamo. Ecco, questo è quello che non sempre è possibile, lo capisco. Però se tu sindaco, se tu amministratore, nel momento, questo riguarda anche l'orchestra e non solo, ti porto un qualcosa, ti dico un qualcosa che tu puoi subito intervenire e fare, perché tu il sindaco, sei tu che hai la patata importante in mano che puoi dire sì o no e coinvolgere poi la giunta. Non hai quella sensibilità perché politicamente ho dei problemi ad aiutare te, perché qualcuno deve essere aiutato e non te, ti dico: mi mandi il progetto, lo valuterò, deve passare in giunta. Invece no, è la terza volta con questo sindaco che Mirella chiede e lui dice vieni. Capite che Borgia, qua devo ringraziare anche il messaggio che sta dando anche lei a questi sindaci del territorio per essere vicino alle persone, perché ci sentiamo soli, Fate vedere la locandina per cortesia del 13 di aprile, perché lo voglio far vedere al segretario Giorgia. Perché? Perché non abbiamo risposta. Allora guardi cosa abbiamo creato, il villaggio delle associazioni. Tutte le associazioni che non si sentono protagoniste, che non vengono sedute attorno ad un tavolo perché non fanno parte dei cerchi magici, ci troveremo al Parco del Sile su questa bellissima per dire: noi ci siamo, noi esistiamo, noi siamo vivi e vogliamo partecipare a quello che sarà il nostro futuro. Ma segretario, le sembra possibile che il mondo del volontariato, e lo dico tutte le mattine, debba girare col commercialista e pagare per fare il volontario? Ma le sembra una cosa normale? Dopo, anche in pandemia, abbiamo cercato di aiutare, di sostenere anche gli amministratori, rischiando anche la nostra pelle, perché eravamo noi che andavamo nelle case a portare le borse per aiutare le persone. Ma le sembra che sia una cosa normale questa? Cosa avete intenzione di fare voi per questo mondo meraviglioso che è abbandonato a se stesso? Prego. Guardi, intanto sapevamo di questa iniziativa e vi ringrazio ovviamente per averla estesa anche a noi, e con Arnaldo ovviamente ci saremo, ma non solo con noi, saranno anche altri amministratori locali. Abbiamo una sensibilità particolare sul tema del sociale, noi ovviamente amministratori locali di Fratelli d'Italia, perché io sì faccio il presidente provinciale, ma sono anche e soprattutto, prima di tutto, un amministratore, un vice sindaco a Montebelluna, e quindi su questo abbiamo sempre e da sempre lavorato. Sappiamo che il terzo settore è, come dire, talvolta in alcune occasioni in difficoltà, ma come amministratori cerchiamo di mettere sempre tutti nelle condizioni di poter lavorare. È ovvio che abbiamo già fatto presente ai nostri rappresentanti del territorio che rappresentano le istituzioni a piani più alti le difficoltà che oggi riscontrano i volontari, che riscontrano le associazioni, perché c'è bisogno di meno burocrazia, e questo loro lo sanno. Il governo su questo sta lavorando. Proprio ieri mi sono confrontato con un'associazione importante del territorio provinciale della Marca Trevigiana, appunto su un tema fondamentale come è quello della famiglia, per esempio, e noi stiamo raccogliendo e ci stiamo dando da fare per poter dare gli strumenti e soprattutto le soluzioni e le proposte ai nostri rappresentanti. Noi continuiamo a lavorare sul territorio, devo dire che da una parte ci sono i volontari, le associazioni, dall'altra ci sono le amministrazioni locali, c'è il comune appunto, ci sono i servizi sociali. Devo dire che insomma su questo noi facciamo fronte comune. È ovvio, e lo dobbiamo dire tutti, ma ce lo siamo sempre detti, che senza i volontari, senza l'associazione, il terzo settore sarebbe in crisi. Le persone in difficoltà, le persone bisognose, gli ultimi sarebbero lasciati soli, purtroppo, perché abbiamo bisogno delle associazioni
associazioni abbiamo bisogno dei volontari perché non riusciamo a arrivare dappertutto. Dove non arriva l'amministrazione comunale, dove non arriva il comune, devono e possono arrivare i volontari delle associazioni, e non finiremo mai di ringraziarli, ma non li ringraziamo solo a parole, ma con i fatti, con il sostegno, con i contributi, con lo scambio, i tavoli, la sinergia. Ecco, è questo che facciamo. E noi di Fratelli d'Italia, noi amministratori locali di Fratelli d'Italia, siamo in prima linea sul tema del sociale. Qui c'è un esponente dei sindaci, ce ne sono altri, e io sono orgoglioso di avere questa classe dirigente perché è attenta ai bisogni soprattutto degli ultimi, perché da lì dobbiamo partire. Noi abbiamo valori importanti, quando si parla appunto di destra sociale si parla proprio di questo, di attenzione al sociale, di attenzione alle persone che sono in difficoltà, alle famiglie che non arrivano a fine mese, ed è quello per cui noi lottiamo quotidianamente, per cui su questo ci siamo. È ovvio che però non abbiamo la bacchetta magica, si potrebbe fare di più. Lo so, Mirella, che ogni volta che vengo qua io torno a casa sempre con la lezione per cui non basta mai, ed è giusto che sia così. Dobbiamo lavorare di più in squadra, senza guardare ovviamente, come dire, la connotazione politica, perché io è una di quelle cose che da amministratore non ho mai fatto. Con me hanno lavorato tutte le associazioni, tutte le cooperative di varie estrazioni. Io non ho circoletti magici, come hai giustamente detto tu. Se ce l'ha qualcuno sbaglia, e noi saremo i primi a segnalarlo. Non esiste nel sociale il circoletto, devono esistere persone, sinergie che lavorano per i cittadini. Allora adesso andiamo a conoscere anche Alessandro Lanteri, cos'è, cosa fai, perché è qui questa mattina. Prego Lanteri. Beh, è un piacere veramente enorme essere qui con voi. Uno Sveglia Veneti è fondamentale. I temi che avete trattato sono alla mia portata. Io sono dell'associazione Voci e Volti, che sta lavorando molto con l'Africa, però vuole promuovere il territorio. È il nostro territorio il punto fondamentale, e quindi mi collego brevemente al tema della musica, perché la musica è fondamentale. Mi sentite? Sì, benissimo Lanteri, tranquillo. La musica è fondamentale perché per lo sviluppo delle relazioni umane, e sentire che un'orchestra così importante chiude quando noi a Verona abbiamo una fondazione dell'opera lirica che è conosciuta nel mondo e che ha fondi enormi, e finanziata anche dalla Fondazione Cari Verona e dalla la Fondazione Cassamarca, cioè le fondazioni bancarie e assicurative. I politici che abbiamo visto, il Presidente della provincia, i sindaci, devono portare in queste fondazioni rappresentanti delle associazioni di volontariato. Cioè quello che manca completamente. E quindi grande Lanteri, grande, così. Grande Lanteri, è proprio così, grazie di averlo detto. Fermo Lanteri, perché vediamo questa orchestra. Scustiamoci, pensate che ho avuto il professor Gerosa ospite, ecco, che li ha sentiti e gli ha detto: ragazzi, verrete a suonare in occasione del premio Gallucci, 40 anni di Gallucci, verrete a suonare a Padova. Non ce l'hanno fatta. Non ce l'hanno fatta, si sono sciolti. Ecco, io manderò questa lettera anche al professor Gerosa, sarà molto dispiaciuto. Ma pensa che a Londra c'è un'orchestra di ragazzi sordi che suonano con le percussioni. Quindi allora andiamo a sentire l'orchestra Lanteri, un pezzettino piccolo ma vale la pena, almeno vi rendete conto di cosa parlo e perché Mirella è così arrabbiata. E veramente chiedo io scusa a questo Presidente che non ce l'ha fatta e che è stato sospeso, dice lui. Sinfonie di un dono, quel dono che può salvare tante vite. Questo è il messaggio lanciato dal palco del Teatro Comunale di Treviso attraverso la magia della musica portata in scena dall'orchestra Giovani Musicisti Veneti, ragazzi tra i 12 e i 17 anni, per trasmettere ai propri coetanei l'importanza della donazione degli organi. Sopra il palco mettere ragazzi giovani che si impegnano a sensibilizzare queste tematiche, secondo noi può essere utile anche dall'altra parte assistere ad uno spettacolo del genere proprio condotto da giovani talenti.
Teatro Comunale è anche testimoni diretti di come la donazione possa dare una seconda possibilità di vita. Io sono il primo ricevente da cuore fermo in Italia e nel mondo per il tempo di elettrocardiogramma a piatto da parte del donatore. E io sono l'esempio che anche se non c'è più vita, può essere che la persona ricevente può ancora avere la possibilità di dare ancora tanto. La musica veicolo di sensibilizzazione, ma la musica anche strumento per crescere, per divertirsi in modo sano, per mostrare il volto più bello dei giovani troppo spesso in questi anni protagonisti di episodi di violenza. Questi ragazzi trovino la possibilità di essere un domani dei buoni cittadini e vi assicuro che la scuola della musica, la formazione musicale dà certamente questa possibilità. Investire su di loro, sulla cultura e sul loro futuro è sicuramente ciò che bisogna fare, non ci sono dei se e dei ma. Avvicinatevi alla musica perché è una passione che vi travolge e vi fa sentire proprio immersi in un mondo completamente nuovo che fa vivere delle esperienze che solo chi suona può provarle. Realtà come queste creano un'unione tra i giovani veramente unica perché si lavora tutti insieme per un progetto veramente culturale di spessore, insomma fare musica insieme non è per niente scontato. Alla fine un ultimo importante messaggio. Dobbiamo dire sì, dobbiamo andare a iscriversi ad AIDO, dobbiamo andare a dire sì negli uffici anagrafe quando andiamo a rinnovare la carta d'identità. Allora abbiamo Marianna da Camisano Vicentino. Ciao Marianna. È caduta la linea, vediamo se la riprendiamo. Allora, sindaco di Meduna, che non sbaglia sempre, per carità Comotta, Meduna di Livenza. Sindaco Pittò, so che lei vuole aggiungere qualcosa dopo aver visto questo servizio. Sì, io voglio aggiungere semplicemente che ci vuole sensibilità e tatto nel territorio. È questo. È quello che contraddistingue anche il nostro segretario Claudio, che vi dico, fare il segretario provinciale, presidente di circolo non è facile, è un mestieraccio e non invidio per niente, però lo fa con capacità, sensibilità e conosce perfettamente il territorio, quindi se si impegna su una cosa la porta avanti. E dico che al primo mio mandato una delle cose che ho fatto è dare dello spazio alle scuole di musica. Perché quando si parla di baby gang, di giovani che sono violenti, di giovani che fanno del bullismo, dall'altra parte bisogna capire, allora o li mandiamo via, picchiamoli, mandiamoli lungo il Piave a lavorare, tutte ste balle che ogni tanto sento, o ti dai da fare in un altro sistema. Quindi prevenire è meglio che curare, no? Quindi se vogliamo toglierli dalla noia, dalla empatia e anche se vogliamo un pochettino dei genitori che li coccolano troppo, bisogna dargli qualcosa da fare. Togliergli il cellulare, togliere quei mezzi che non sono sempre appropriati al giorno d'oggi. Il sottoscritto del primo mandato ha aperto, non con poca difficoltà, dei spazi delle aree comunali per una scuola di musica. Hanno iniziato 2-3 ragazzi, adesso siamo in 24 ragazzi che suonano il pianoforte, la chitarra, che suonano la batteria, fanno comunità, a fine anno fanno 2-3 saggi. Quindi tra di loro la musica è un veicolo straordinario, anche sociale e preventivo. Allora so che Lantini vuole intervenire, poi andiamo da Claudio Borgia, ma soprattutto voglio anche vedere se riusciamo a riprendere Marianna da Camisano. Prego Lantini. Io? Lanteri, scusi. Niente, volevo intervenire subito perché il tema dei giovani è importantissimo e noi sull'Africa vorremmo portare in Tanzania le metodologie che io, avendo insegnato a Trento all'università, ho scoperto nella Federazione della Cooperazione Trentina. I trentini cosa fanno? Portano nelle scuole la logica della cooperativa scolastica e quindi i ragazzi sono formati per organizzare nella loro classe una cooperativa che si dia degli obiettivi precisi sul territorio. È fondamentale questo, è fantastico. Quindi
suggerisco anche al sindaco e ai responsabili della provincia di diffondere questa metodologia. Io sono a loro disposizione se vogliono per portare avanti questo discorso. Grazie Lanteri. Allora sentiamo anche il presidente Claudio Borgia, ecco come commentiamo le parole di questo sindaco che veramente ha capito l'importanza della cultura, dell'arte. Ecco, perché qui stiamo parlando di cultura, non è che stiamo parlando di pere fritte. Prego. Non avevo dubbi, nel senso che conosco il lavoro che sta svolgendo sul territorio. Non per questo alle ultime elezioni nessuno ha osato candidarsi contro Arnaldo, perché, come dire, era talmente tanto bravo e talmente è stato fatto bene a Meduna, insomma, che nessuno mai aveva pensato di poter presentare un'alternativa, proprio per l'apprezzamento che ha nei confronti dei cittadini e soprattutto dai cittadini. Questo come altre realtà, perché un altro caso per esempio è San Polo di Piave, ma poi abbiamo tantissimi sindaci che sono impegnati, Nervesa, Giavera, Spresiano, Altivole, Caerano, Possagno, insomma devo dire che su questi temi, come dicevo anche prima, stiamo lavorando e lo stiamo facendo da tempo. Detto questo, ovviamente mentre insomma, ascoltavo le vostre parole mi sono già attivato con il gruppo consigliare, ho scritto un WhatsApp ed era per quello che stavo utilizzando il telefono, per appunto far presente questa situazione, capire cosa è stato fatto, se qualcuno dei nostri li aveva sentiti e quindi adesso speriamo di riuscire ad avere delle risposte e di attivarci per questo. Sa Presidente, non è in quanto questi ragazzi ai quali io ci tengo tantissimo perché io li ho intervistati, io li ho ascoltati, la bellezza delle loro parole, l'entusiasmo, la consapevolezza di fare qualcosa di buono, questa ragazza che dice prendete uno strumento, iniziate a prenderlo in mano, a capire l'importanza dello strumento. Ma soprattutto il messaggio che vogliamo dare ai ragazzi. Lei lo sa, mi conosce, io vado in mezzo ai ragazzi più difficili, ai famosi Maranza, adesso un altro nome, Baby Maranza. E sa cosa mi hanno detto? Mirella, tu dammi qualcosa che ci interessa e vedrai che noi lo faremo. Però dovete darci qualcosa che ci interessa. Allora io ho detto, ma come? Cos'è quello che vi interessa? Ma può essere la moda, può essere la musica, può essere la creatività che abbiamo e magari non sappiamo neanche di averla. Me l'hanno detto loro, Presidente. Allora ho riflettuto e ho detto, ma vuoi vedere che forse con tutte queste lezioncine in classe che abbiamo fatto e non abbiamo volontari, perché non li abbiamo, sono tutti senza volontari giovani, a parte i diversamente giovani che sono anche preoccupati, forse abbiamo sbagliato tutto, forse loro vogliono essere loro i protagonisti, magari sbagliare, cadere, ma poi rialzarsi. Però per fare questo come faccio? E allora le associazioni di volontariato, che ne abbiamo tantissime, tutte divise, non ci conosciamo tra di noi, l'organo che dovrebbe fare questo non fa qualcos'altro. E allora abbiamo creato assieme a tutte queste associazioni questo villaggio per dire noi ci siamo, vuoi fare sport? Vieniti gratuitamente, Presidente, no, lo voglio dire. Periodo gratuito che le associazioni sportive che parteciperanno a questo evento si mettono a disposizione, ma non solo, qualsiasi mondo, dalla cultura allo sport al sanitario, per capire che dobbiamo prendere questi ragazzi, farli arrivare da noi, non noi da loro, non ce la facciamo, sono loro che devono uscire, però la scuola è in grave difficoltà, trasporti, assicurazioni, chi ne ha più ne meno. Però, Presidente Borgia, se la politica ci mette lo zampino, la scuola arriva dove vogliono. Vediamo delle volte auditori pieni anche in provincia, anche sulla sicurezza stradale. Allora, come mai ci si muove solo in un determinato settore e non ci si muove a 360 gradi per dare l'opportunità a questi ragazzi di essere protagonisti, magari anche sbagliando, ma c'è l'educatore, perché noi abbiamo associazioni con persone preparatissime,
tantissime psicologi, psichiatri, educatori che possono prendere questa mano nel momento che cade e dice vieni che ti insegno a proseguire. È questo che dobbiamo fare, che la politica deve intervenire, perché siete voi che avete nella stanza dei bottoni che ci permettete a fare quello che facciamo, perché dobbiamo avere le autorizzazioni per fare quello che facciamo, non è che possiamo arrivare là e facciamo quello che vogliamo, e se la politica non ci ascolta noi non andiamo da nessuna parte, e allora dividi e timpera. Prego. Guardi, lo capisco tutte le situazioni, dopodiché io faccio un esempio, no, su tutti. A Montebelluna su questo devo dire che come amministrazione stiamo lavorando, perché abbiamo investito delle risorse importanti, abbiamo per esempio riqualificato lo skate park, abbiamo dato la possibilità, un consigliere comunale ha proposto una bellissima iniziativa sul tema per esempio della musica con un contest sonoro, per cui insomma abbiamo cercato di lavorare su più fronti con gli educatori anche di strada, insomma sul tema delle politiche giovanili noi stiamo investendo proprio per cercare di lavorare sul disagio giovanile. Però talvolta noi abbiamo bisogno del sostegno anche e soprattutto delle famiglie, perché quando questi ragazzi le dicono e le rispondono così, talvolta è anche una scusa, si nascondono dietro al fatto che comunque sia loro, nonostante ci siano degli spazi per loro, ed è quello che noi per esempio, e porto il caso di Montebelluna perché lo vedo, lo vivo, ci lavoro, amministro e sono in giunta, talvolta a loro non basta questo, non basta mai, perché forse come dire, vogliono altro, vogliono far casino, vogliono creare problemi, e purtroppo noi lavoriamo sì tantissimo sulla prevenzione, ma talvolta è necessaria purtroppo anche la repressione, perché è facile dire ma non abbiamo questo, non abbiamo quello, quando invece ci sono amministrazioni che lavorano e lavorano chiaramente sui temi, perché vedete, investire più di 200.000 euro sul disagio giovanile per un'amministrazione sono risorse importanti, ma lo si fa mettendo anche da parte altro per cercare di lavorare su temi così importanti, ed è per questo che porto il caso di Montebelluna. Poi con le associazioni sportive stiamo lavorando, c'è un tema e su questo non possiamo fare, come dire, politica spicciola, c'è un tema, gli spazi, perché i comuni non hanno spazi illimitati e purtroppo gli spazi che ci sono, gli spazi comunali sono, come dire, non bastano per tutte le associazioni, perché abbiamo tantissime associazioni e noi facciamo i salti mortali. Addirittura ci sono amministrazioni che pagano alcuni affitti a privati o danno un contributo, o meglio, danno un contributo alle associazioni che con quel contributo pagano gli affitti. Ecco, noi adesso scaricare tutto sulle amministrazioni locali non è neanche corretto. Ci sono amministrazioni e amministrazioni. Io dico che io, come dire, sono distante dai circoletti, bisogna lavorare e lavorare in sinergia, diamo anche merito a chi lavora, porta soluzioni e certo coccolare sempre questi, come li hai chiamati tu, Maranza, baby gang, fino ad un certo punto, perché bisogna anche che loro capiscano che qui ci sono delle regole. L'integrazione passa dal rispetto di quelle regole, hanno la possibilità di avere a loro disposizione associazioni, sport, hanno la possibilità di scegliere qualsiasi sport, divertimento, insomma le amministrazioni ci sono, dobbiamo però, come dire, lavorare in sinergia anche con le famiglie che ci devono aiutare e che sono, come dire, il fulcro centrale poi dell'educazione però Presidente dei Borgia, se io faccio questo, noi dopo concludiamo, sì. Ma se io faccio questo che dice lei, però poi la legge non mi permette di arrivare a punire come dovrei fare questi ragazzini, capisci che io non vado da nessuna parte. Anche su questo noi siamo il paese, e lo dobbiamo ricordare, che legifera di più in Europa. Non è vero che non ci sono le leggi ci sono, ma devono essere applicate, perché io ho sentito qualche sindaco, no, che dice più leggi, ma non è vero, non c'è bisogno di più leggi, bisogna che chi giudica
applichi quelle leggi, perché se vuole le faccio presente un caso in un comune della provincia di Treviso dove sono stati concessi gli arresti domiciliari in un camper in un parcheggio pubblico del comune e capisce, cioè quindi noi facciamo il nostro, i legislatori fanno il loro, però chi applica la legge deve fare il proprio. Però Presidente, se non arriva la certezza della pena, come facciamo? Quella mamma che ha perso la figlia e la nipote che era seduta qua dove siete seduti voi, che ha detto io so che se anche prendo l'ergastolo mia figlia non tornerà più, però non è anche giusto che lui ha preso 7 anni e che adesso è libero. Stiamo allora parlando 7 della stessa anni cosa. devono essere 7 anni. Certo. Allora la legge che fa questo c'è o non c'è? Lanteri? Beh, i temi sono complicatissimi ovviamente, però mi piace quello che tu hai detto di rendere i ragazzi protagonisti e la cooperativa scolastica li rende protagonisti. Partiamo proprio da quel punto dove i docenti devono sapere organizzare per i loro studenti la cooperativa scolastica e molti problemi si risolveranno. Basta, adesso vado avanti se vuoi con Arnaldo Piton, come diciamo, perché poi ci deve anche lasciare perché è un importante, no lo diciamo perché 90 anni sono 90 anni di chi? Di mia suocera, quindi che salutiamo, come si chiama? La mia suocera si chiama Fernanda, che gli voglio anche molto bene, 90 anni e quindi auguri a Fernanda, da tutta Sveglia Venete, auguri Fernanda. Allora Piton, cosa dice Sindaco? Sono perfettamente d'accordo con quello che dice il nostro Presidente, cioè le scuole sicuramente, la parte nostra dobbiamo farla perché dobbiamo curare, la parte primaria deve farla i genitori, che non devono essere gli avvocati difensori di proprio figli, ma non devono essere gli educatori, questo bisogna ricordarsi questa cosa qua, non è per ricordare noi una volta, ma è così, e dopodiché, come diceva sempre Claudio, le regole certe, le leggi ci sono e anche i magistrati devono fare la certezza della pena. Ma questo è un ruolo che deve fare i magistrati, perché se uno ha preso l'ergastolo non può prendere poi 6 mesi, 6 anni e stare a casa. È una cosa che non è dignitosa per chi ha subito una cosa del genere, è una vergogna. Ma però vuol dire che il Parlamento ha legiferato male, perché se io giudice applico la legge che mi permette di mandare agli arresti domiciliari una persona che ha preso 30 anni, c'è qualcosa che non va. Credo che il Ministro Nordio, e Claudio sa più di me, stia facendo un lavoro in questo senso molto chiaro. Dopodiché, ripeto, le leggi ci sono, penso anche, guardi, alle forze dell'ordine, ai carabinieri, polizia, che arrestano il delinquente che fa il topo di appartamento e il giorno dopo te lo trovo in piazza. Questa è una vergogna e non può essere, perché non è dignitosa neanche per i cittadini. Noi sindaci in convenzione con Cessalto, Chiarano, Meduna, ci siamo messi a disposizione con i nostri vigili, Claudio lo sa, e andiamo e usciamo la sera a fare controllo del territorio insieme ai nostri polizia municipale, che molte volte fanno più che altro servizio di ufficio all'interno, e per dargli anche, se vogliamo, un po' di coraggio e anche di aiuto, usciamo insieme. Il controllo del territorio è essenziale, è giusto. Le leggi ci vogliono, però poi i magistrati devono fare anche il suo lavoro. Allora, Sindaco, cos'è che la preoccupa di più in questo momento dove veramente c'è questo problema della sicurezza, della solitudine dei diversamente giovani, anche dei giovani? È talmente chiara questa lettera qua, che se togliamo il sociale e la musica, l'ho detto prima, se questi ragazzi sono per le strade, diciamo così, un aggettivo, annoiati, è anche per questa colpa. Se posso citare che è un caro amico, Marco Gerardo, che è presidente del coro Lucchesi di Motta, che Lucchesi, insomma, è, tra l'altro che si parla di musica, è un maestro straordinario nativo di Motta, e da poco tempo ha cominciato a portarsi dentro i ragazzini, no? Insegnano a cantare, li avvicinano alla musica, si fa comunità, parlano, non hanno i cellulari in mano, e questa è una maniera straordinaria di portarli via dai vizi. E poi leggiamo queste cose qua che sono esattamente l'incontrario, quindi sulla cultura, perché poi chiudo dicendo che devo andare dalla suocera. Non ci sono le cose di destra e le cose di sinistra, sono le cose fatte bene e le cose fatte male. A noi piace fare le cose fatte bene, con il cuore, col buon senso,
passo pensando al territorio. Allora noi ringraziamo e salutiamo Arnaldo Pittou, sindaco di Meduna di Livenza, e andiamo a sentire cosa ha detto il ministro Nordio. Laddove si dovesse arrivare a una riapertura di 1, 2, 3, 4 di queste strutture a suo tempo soppresse, questo non avverrebbe mai, e sottolineo mai, a discapito degli uffici vicini. Il ministro ribadisce proprio che il personale sarebbe l'ultimo dei problemi. In poche parole, non sottrarremo mai né magistrati né collaboratori amministrativi per diciamo, creare o ricreare questi nuovi. Allora abbiamo sentito il ministro Nordio, sentiamo adesso cosa ci dice il presidente Claudio Borgia di questa politica altalenante. Noi sentiamo molto parlare di guerra, ci mancava il manifesto Ventotene, ma i problemi sono altri, i problemi che i cittadini vivono quotidianamente, ne abbiamo parlato nella prima parte, sono queste bollette alte, queste famiglie che non riescono più ad arrivare alla fine del mese. Guardiamo gli assegni che abbiamo dato al Banco Solidale e poi ricommentiamo con i nostri ospiti. Abbiamo ricevuto il 5 per 1000 anche quest'anno e siamo in grado di aiutare alcune famiglie che sono in difficoltà e quindi ti diamo questo assegno. Grazie. In modo che tu puoi destinarlo ai tuoi bisogni. Molte grazie, sempre bello avere un supporto dalle persone, da tutti gli amici del Banco Alimentare, dai volontari, dalla Mirella e da tutti quanti. È arrivato il 5 per 1000 e siamo in grado anche quest'anno di aiutare le nostre famiglie e quindi grazie alla grande famiglia che c'è a Rete Veneta e alla Mirella le diamo questo assegno così lei può far fronte alle cose più urgenti che ha da... Ti diamo questo assegno perché tu possa far fronte alle necessità più urgenti. Io ringrazio il Banco Solidale per questo abbonamento. Grazie. Abbiamo ricevuto dalla grande famiglia di Rete Veneta il 5 per 1000 e siamo in grado di consegnare alle famiglie più bisognose un aiuto economico e quindi le do questo, ecco, e così lei può far fronte a tutte le sue urgenze. Ecco, è per far capire l'importanza di queste associazioni, di quello che fanno, di cosa mettono nel territorio a disposizione. Questo 5 per 1000 che arriva da questa grande famiglia di Sveglia Veneti, siamo nei primi 3 posti, pensate, con quelle grosse, potenti. Qualcuno mi dice, Mirella, ma tu hai le telecamere. Sì, ma faccio vedere anche quello che faccio e quello che do. Allora, questo mondo del volontariato, così in precarie condizioni, molti hanno lasciato, ecco, con questo LUNZ, iscrizioni. Ecco, invece è da prendere veramente in maniera amorevole, delicatamente e soprattutto capire che abbiamo le persone che non sono più barboni, sono le nostre famiglie, Presidente, che non trovano casa, che troviamo con un lavoro, che la sera dormono per strada perché non hanno un tetto. Ieri abbiamo sentito la telefonata di Omar Turato, ecco, questo giovane uomo che è stato licenziato con la compagna, non ha un tetto, non ha più niente, cosa faccio, dove vado? Ecco, queste sono le situazioni. Ho capito che c'è la guerra e ci sono i soldi per la guerra, ma i soldi per i bisogni del territorio, per le emergenze, che sono i diversamente giovani, i giovani, l'RSA, le scuole, i problemi che abbiamo. Prego, Presidente Borgia. Guardi, noi governiamo questo paese ormai da quasi 2 anni e qualche mese e devo dire la verità, molto è stato fatto, molto deve essere ancora fatto. Riagganciandomi al discorso che facevo prima riguardo agli spazi, è uscito per esempio un bando per le amministrazioni locali su le strutture dismesse. Insomma, questo
è per dire, è fare un esempio su tutti, o per esempio tutto quello che oggi viene fatto e tutte le risorse che vengono stanziate per le amministrazioni locali rispetto ovviamente al tema del sociale. Quindi è ovvio che però non possiamo con pochi anni riuscire a risolvere tutti i problemi del paese. È ovvio che ci vuole del tempo, ci vuole una visione. Talvolta, ed è quello che sta facendo la nostra leader, si possono e si devono fare scelte impopolari, ma che hanno una visione, che possono portare l'Italia fuori dal guado in cui è oggi, dove è vittima di una congiuntura socio-economica particolare, di una crisi economica che ormai, come dire, spadroneggia in tutta Europa. Ricordiamo che in Germania c'è una situazione di fortissima crisi, molte aziende, insomma, anche del settore dell'automotive stanno chiudendo, sono state per esempio come dire, convertite in altro, per cui diciamo che il vento dell'Europa è un vento oggi difficile, dobbiamo fare fronte comune, però c'è anche da dire che l'Italia è tornata al centro del dibattito politico europeo, mondiale, grazie soprattutto alle iniziative della nostra leader Giorgia Meloni e soprattutto del lavoro che sta facendo questo governo. È un lavoro però difficile, certosino, ci vuole del tempo. Noi stiamo cercando dal territorio di mantenere la barra dritta e di arrivare laddove, come dire, ci sono degli spazi e laddove si può arrivare. È ovvio che non è semplice e noi auspichiamo che, come dire, si possa uscire tutti insieme da questa situazione. Però diciamo che noi viviamo anche una situazione in provincia di Treviso, in generale in Veneto, anche, come dire, migliore rispetto a tante altre realtà d'Italia, anche e soprattutto perché abbiamo la prima regione per numero di volontari, la prima regione per numero di associazioni, il terzo settore, il volontariato. Mi dispiace dirglielo, ma siamo al 18° posto, non siamo più ai primi posti nella classifica. Ma di volontari? Sì, abbiamo il 18° posto, ne abbiamo perso tantissimi e non siamo più ai primi posti, detto da un addetto ai lavori molto competente. Era molto avevo anche, visto i dati qualche settimana fa. Niente da fare, non ci siamo, 18esimi siamo. Allora, Lanteri, cosa è successo secondo lei questo mondo del volontariato che con questa burocrazia, e i numeri lo dicono perché dal primo a essere 18° posto fa molto riflettere. Ecco, cosa è successo secondo lei, Lanteri? Lei uomo di cultura, uomo di associazionismo. A mio avviso le associazioni devono mettersi in rete. Ogni associazione da sola combina poco. In un mondo che cambia con la velocità enorme che stiamo vedendo, sicuramente non c'è spazio per l'associazione singola, bisogna che ci siano reti di associazioni e quindi noi saremo con voi il 13 aprile in quel bel evento che voi avete organizzato, ma soprattutto mi domando come mai noi non abbiamo ricevuto l'informazione di questo evento dal Centro Servizi del Volontariato. Quindi sarebbe interessante che il Centro Servizi del Volontariato di Treviso, ma del Veneto, di tutto il Veneto, promuovesse queste iniziative e noi saremmo lì proprio per dire che anche sull'Africa abbiamo la fortuna di avere il governo che finalmente ha definito un piano Mattei, quindi ci dà un contenitore ampio nel quale possiamo portare le nostre piccole iniziative e quindi sono contento che il Presidente abbia citato l'impegno della Meloni sui temi innovativi. Il tema dell'Africa è un tema sicuramente per noi estremamente importante, soprattutto perché noi abbiamo sull'Africa una tradizione. Abbiamo ordini religiosi, associazioni di volontariato che hanno lavorato da sempre per creare rapporti positivi. Adesso ci troviamo come che sulla nostra testa sta passando un conflitto tra Putin, Trump, la Cina sulla conquista delle miniere dell'Africa. Ma noi abbiamo un rapporto molto positivo con le persone in Africa e quindi vogliamo irrobustire questo rapporto perché le nostre imprese devono capire che i mercati di sbocco non sono più i mercati interni, sono i mercati
dell'Africa, cioè l'Africa stessa sta diventando un continente attrattivo. Arriverà a 2 miliardi di popolazione sicuramente, ma soprattutto l'Africa ha il 70% della popolazione che è giovane e quindi noi abbiamo rapporti con queste popolazioni e abbiamo cercato con la nostra cultura di focalizzare l'attenzione anche sugli ordini religiosi che fanno un'azione meritoria di formazione nelle scuole, soprattutto quelle elementari, ma di ipotizzare un'attività forte che stiamo portando avanti con 2 giovani in Tanzania. Uno è un laureato in agricoltura e l'altro è un ragazzo di strada che ha sviluppato un gruppo di ragazzi di strada che lavorano sulla falegnameria, sulla meccanica. Quindi queste 2 iniziative che noi stiamo seguendo ci danno degli spunti enormi di come i giovani possono diventare protagonisti di questo nuovo sviluppo. Il ragazzo che è laureato e che insegna agli agricoltori in Tanzania insegna con i libri in Swahili. E quindi noi abbiamo scoperto che la lingua locale è il vero motore dello sviluppo e abbiamo stipulato un accordo con l'Informatore Agrario di Verona per portare tutta l'informativa dell'agricoltura in intelligenza artificiale e darla all'Africa all'interno del piano Mattei nelle lingue locali, Swahili ed altre, sono 34 le lingue che abbiamo analizzato. Allora Lanteri, la ringrazio perché mi dà lo spunto per chiedere anche al Presidente Borgia cosa si intende fare con questi ragazzi che arrivano, che sono chiusi all'interno di queste cooperative perché manca il colore del cartellino, perché abbiamo i colori del cartellino, finché non arriva il cartellino del colore giusto non riescono ad uscire. Sono ragazzi che quando Mirella va a trovare, Borgia lo sa, che io ho questa grande famiglia allargata, mi chiedono di lavorare. E Lanteri, quando io dico, ma tu cosa sai fare? E io scopro che sanno fare gli agricoltori, i falegnami, sanno fare tutto. Qual è il problema? Che non sanno usare i nostri attrezzi che abbiamo, perché loro non hanno questa possibilità di avere questi strumenti, ma sanno lavorare. Allora, visto che noi non abbiamo o abbiamo pochissimi giovani da impiegare, è possibile accelerare? Perché noi paghiamo le cooperative, o sbaglio Borgia? Certo. Le paghiamo. Invece di pagare o trovare una soluzione di far lavorare questi ragazzi, perché hanno dei fisici bestiali, Lanteri lo sa come funziona, e rimanendo chiusi in questi posti in attesa di, non sarebbe meglio impiegarli con le persone giuste, preparate? Perché se io quando ho imprenditori dicono ma tu hai persone straniere, mamma mia che bravi sono e come lavorano bene, allora non è che si possa fare un salto in più di qualità della vita, visto che abbiamo una denatalità che fa impazzire, i diversamente giovani che ormai hanno 1000 acciacchi, di impiegare queste forze che abbiamo e vediamo, perché questa è la realtà, Presidente, lei lo sa, le aziende quanta fame hanno di lavoratori. Prego. È un argomento molto ampio che tratta più temi, non solo l'immigrazione ma anche per esempio la natalità. Intanto ci tengo a ricordare che ogni anno c'è il decreto flussi, per cui tutte le aziende, tutti coloro i quali come dire, vogliono attivare dei posti di lavoro per come dire, risorse esterne lo possono fare, e c'è un numero ovviamente che ogni anno il governo definisce. Quest'anno è stato un numero importante, per cui si è data la possibilità alle aziende di poter assumere attraverso anche il decreto flussi. Questo è il primo. C'è da dire che bisogna lavorare anche sull'immigrazione, perché non può essere un'immigrazione incontrollata, perché un'immigrazione incontrollata fa venire qui decine di migliaia di persone che poi non hanno sbocchi, non hanno la possibilità di lavorare. Dopodiché oggi vorrei ricordare che il governo è riuscito a diminuire e sta lavorando proprio su questo, sullo status di chi arriva clandestinamente nel nostro paese, quindi o lo status di rifugiato, che solitamente, faccia conto che sul 100% è pari circa al
vado a memoria sempre, al 12% circa, dal 12 al 20%, e il restante è un'immigrazione clandestina. Quindi abbiamo lavorato sui tempi per definire chi è rifugiato e chi non lo è, intanto, e su questo si sta cercando di lavorare. Dopodiché è bene anche ricordare che poi bisogna parlare anche di dati reali. I dati reali dicono che non c'è purtroppo capienza lavorativa per tutti, quindi bisogna fare una cernita, bisogna avere un'immigrazione controllata e non una migrazione incontrollata, perché questi ragazzi, tenuto conto che attendono di sapere quando saranno valutati e se saranno valutati rifugiati, cioè se scappano da una guerra o se sono immigrati clandestini, e il governo, come ho già detto, ha accelerato i tempi di questo, perché prima erano molto molto più lunghi. Ecco. Dopodiché però nel momento in cui non c'è la possibilità di dare loro un lavoro e di dare loro una formazione adeguata, sono due i casi: o finiscono a lavorare nei campi a 1 euro, a 2 euro all'ora nei campi di pomodori, oppure delinquono, oppure utilizzano ovviamente il nostro paese per recarsi in altre realtà. Allora c'è un lavoro certosino da fare, impegnativo, ed è quello che sta cercando di fare questo governo. E le dico che il Veneto, su per esempio gli ITS, sul tema della formazione, che non ha colore, cioè non è che si fa distinzione, ovviamente ci vogliono dei requisiti, è all'avanguardia, sta lavorando su questo, ma da anni, da 20 anni che lavoriamo sul tema della formazione. Quindi c'è una commistione, soprattutto c'è un lavoro, una sinergia di più istituzioni che permette di avere, come dire, delle risposte. È ovvio però che non possiamo pensare, e mi aggancio anche a un altro tema di cui ha parlato, come dire, di combattere la denatalità prendendo, come dire, dando la possibilità di prendere come dire, risorse da fuori. Dobbiamo invece lavorare sulla natalità, dobbiamo dire alle coppie giovani, meno giovani di italiani di investire sul tema della famiglia. Ma in attesa che nascano questi figli cosa facciamo? Perché non è che nascono e possono andare a lavorare. Il decreto flussi è uno di questi, cioè non è che possiamo prendere tutti, perché sarebbe semplice: venite pure in Italia perché c'è lavoro per tutti. Non è così. Glielo dico perché io mi relaziono quotidianamente con chi lavora al centro per l'impiego, e non è come la Sentiamo si dice. Lanteri come commenta. Prego Lanteri. Allora, se il giorno 13 tu organizzi un incontro tra esperti su questa tematica, che è molto complessa ovviamente, certo, non è che la risolviamo stamattina, su questa tematica ci sono delle opportunità anche finanziate dall'Unione Europea per fare l'Erasmus, dove gli immigrati vengono raggruppati in cooperative tematiche e danno servizi con questa cooperativa alle aziende del territorio. Quindi si riesce a dare una formazione e una organizzazione agli immigrati che possono dare servizi alle imprese del territorio. Risultato finale: se daranno buoni servizi alle imprese del territorio, le imprese capiranno come possono delocalizzare qualcosa anche nei loro paesi d'origine. Quindi secondo me è un tema bello da discutere. Allora andiamo a vedere anche chi è questa associazione Voci e Volti, andiamo a vedere la prima parte e poi salutiamo gli ospiti. Bravo.
Complimenti Lanteri, complimenti. Allora, come ci saluta e che messaggio vuole lasciare questa mattina a Sveglia Veneti? Già si sente ancora. Mi sente, Presidente? Non mi sente. Presidente? Presidente? Non la sento, non riesco ad avere l'audio del Presidente. Non ti vedo più. Ecco, io la sento, Presidente. Mi sente? Pronto? Non mi sente. Pronto? Niente, allora vediamo con la regia di salutare il Presidente Lanteri, ringrazio veramente di essere stato con noi, voci e volti nuovi che questa mattina vi ho fatto vedere, mentre il Presidente Claudio Borgia rimane ancora a fare i saluti al medico, il Presidente della Fondazione della Banca degli Occhi, Diego Ponzin, che avremo subito dopo, e saluto Lanteri che non può sentirmi. Pubblicità. Saluto veramente il dottor Diego Ponzin, Presidente e Fondazione della Banca degli Occhi. Grazie veramente, dottor Ponzin, di essere qui. Ecco, il Claudio Borgia, Presidente di Fratelli d'Italia Provinciale, voleva salutarla prima di andare via perché riconosce l'importanza che hanno queste fondazioni. Allora, come va, dottor Ponzin? Grazie. Cosa ci dice? Prego. Intanto vi saluto e vi ringrazio dell'ospitalità. Io rimango nell'ambito sanitario e quindi nell'ambito del nostro lavoro. Il 2024 nel mondo dei trapianti si è chiuso bene, insomma le attività trapiantologiche in Italia hanno tenuto sia dal punto di vista della quantità che dal punto di vista della qualità. E anche nel nostro mondo dei tessuti oculari, quindi del trapianto di cornea e delle gravi malattie della vista, devo dire che insomma siamo riusciti ad aumentare il numero di cittadini che sono stati curati da gravi malattie grazie alle donazioni dei tessuti oculari per i trapianti. Grazie per aver spiegato molto bene l'importanza di quello che abbiamo sentito. Però la mia domanda è sempre quella, perché noi riceviamo le telefonate, queste catarate, questi tempi d'attesa lunghissimi per qualcuno. Com'è la situazione attuale, dottor Ponzin? Cosa vuole dire alle persone che hanno questo problema? Ma le persone che hanno questo problema si trovano davanti a dei dilemmi, perché è molto difficile, direi, in questo momento, avendo fiducia di un particolare specialista, avere una certezza di tempi se non si è disposti, diciamo così, a mettersi in gioco anche cambiando strutture, provando a cercare sul territorio regionale quali siano i reparti meno congestionati. Si è accumulato un ritardo nell'erogazione delle prestazioni che non sarà smaltito in una questione di mesi. Ecco, servono iniziative molto più, molto più impattanti per risolvere un problema così gravoso. Dottor Ponzin, questa mattina abbiamo Claudio Borgia, questa importante figura anche a livello nazionale di un partito importante che è Fratelli d'Italia. Cosa chiederebbe, ecco, proprio come medico, come presidente di una fondazione così importante, per accelerare anche questi tempi, perché noi abbiamo i diversamente giovani, che quando io sento che dice ma aspetta che morimo prima di farmi l'intervento, oppure a pagamento ma le pensioni sono basse, non tutti ce la fanno. Ecco, cosa chiederebbe, dottor Ponzin, lei che è nel pezzo, che sa di cosa parliamo, prego, per quanto riguarda il suo lavoro naturalmente. Certo, allora intanto vorrei dire che le mie sono umili riflessioni di chi, cerca di fornire buone prestazioni e magari dal proprio osservatorio ha dei suggerimenti che può mettere in mano a chi poi deve prendere le decisioni di tipo organizzativo e anche politico. Io quello che mi sentirei di dire sono un paio di riflessioni molto semplici, 2 o 3. Primo, il problema è di portata rilevante ed è un problema presente oggi, quindi non è un problema che risolviamo
Allora, intanto che mettiamo a posto, sentiamo intanto come commenta il Presidente Borgia le parole di Ponzin. Guardi, intanto un saluto al Presidente e non posso che ringraziarlo per tutto lo straordinario lavoro che sta facendo, anche perché insomma la Banca degli Occhi è una di quelle fondazioni riconosciute e soprattutto che dà anche risposte ai cittadini e soprattutto è fondamentale nel settore della medicina e soprattutto dà la possibilità ai cittadini di rivolgersi direttamente. È ovvio che il suo è un ruolo difficile e delicato, so che ha delle interlocuzioni con i massimi vertici, con i rappresentanti delle istituzioni, è ovvio che mi piacerebbe capire se ci sono delle difficoltà, se ci sono delle necessità, quindi spero insomma che si possa riprendere ovviamente il contatto, perché volevo segnarmi appunto cosa è possibile fare e soprattutto cosa la politica può fare, anche perché fondazioni come queste devono essere, come dire, sostenute e soprattutto da parte delle istituzioni devono essere anche coinvolte nelle strategie future, soprattutto sul tema della sanità. Allora, vediamo se abbiamo di nuovo il collegamento col dottor... Eccolo qua, dottor Ponzin, ha sentito quello che ha detto il Presidente Borgia? Sì, ho sentito perfettamente. Ma guardi, io mi limito a due riflessioni. Come dicevo, il problema è urgente ed è un problema dell'adesso. Io vorrei riflettere su due concetti. Primo, il sistema sanitario pubblico non ce la può fare velocemente da solo, quindi io elaborerei delle iniziative che prevedano un profondo coinvolgimento delle strutture private, cioè abolirei, diciamo così, molti vincoli che ci sono attualmente nella condivisione delle prestazioni e farei una grande alleanza fra pubblico e privato, perché solo in questo modo sarebbe possibile velocemente recuperare il ritardo, perché ricordiamoci che non è solo questione di medici, un medico poi si deve specializzare e lo specialista deve diventare un bravo chirurgo. Per formare un buon chirurgo servono anni e noi abbiamo bisogno di chirurghi eccellenti capaci di operare tante persone, di sostenere un carico di lavoro che è un lavoro fisico importante. Quindi per risolvere il problema in tempi veloci, io credo, dovremmo allargare il nostro orizzonte, fare un patto importante con le strutture private che esistono già oggi e che sono piene di ottimi specialisti e abbattere molte ragioni di incompatibilità che io credo oggi non abbiano nessun significato. A me sfugge il vantaggio che può avere il pubblico nel dichiarare incompatibile il fatto che un suo specialista, una volta che ha fatto il suo lavoro all'interno della struttura, possa aiutare lavorando anche in altre strutture, se lo specialista ne ha voglia. Quindi una riflessione sul tema dell'incompatibilità, che forse aveva ragione d'essere molto tempo fa, e un'alleanza pubblico-privato immediata. Io credo che questo darebbe subito, velocemente, una boccata di ossigeno importante ai tempi di attesa. Presidente Borgia. Guardi, proprio in questo periodo si stanno facendo delle discussioni in merito proprio al potenziamento del rapporto pubblico-privato. Tra l'altro alcune realtà stanno anche, come dire, facendo dei convegni sul tema e soprattutto ho visto e mi sono relazionato direttamente con i nostri rappresentanti, si sta andando verso una direzione di sinergia tra pubblico e privato sempre più, come dire, importante, sempre però mantenendo ovviamente dei campi di gioco distinti, ma come diceva giustamente il dottore, cercando di eliminare quelle incompatibilità che oggi, diciamo, sono più che altro
un blocco, no, delle risoluzioni dei problemi. Per quello io faccio tesoro di quanto ha detto e continuo insomma, a complimentarmi per il lavoro che stanno facendo, soprattutto di raccorda e selezione e distribuzione. Insomma, so che sul tema per esempio delle cornee voi avete, come dire, il vostro, diciamo, lavoro principale e è riconosciuto da tutti, soprattutto dai professionisti, quindi rinnovo i complimenti che le ho fatto prima ma quando non c'era il collegamento. Quindi riporterò quanto lei ha affermato, ma so che si sta andando in questa direzione. Poi sa benissimo che da qui a breve anche come dire, ci saranno le elezioni regionali e secondo me il tema della sanità tornerà finalmente ad essere un tema centrale, come lo è stato insomma anche in passato, perché ovviamente da quello bisogna ripartire, perché come sappiamo l'80% delle risorse regionali sono destinate alla sanità. Quando c'è un'elezione così importante il tema della sanità tornerà ad essere centrale e dovremo continuare a discutere, a parlare, a lavorare della sanità proprio per, come dire, la somma importante che viene come dire, spesa per questo tema che è essenziale, perché tutto passa attraverso la sanità, dagli ospedali, dal potenziamento degli ospedali, dall'abbattimento delle liste d'attesa, dalla gestione anche pubblico-privata, dalle connessioni tra pubblico e privato. È ovvio che adesso diventerà un tema caldo e qui si possono fare proposte che poi dovranno essere portate avanti nel nuovo quinquennio di mandato della Regione, perché come sapete la Regione è deputata ad occuparsi di sanità, ovviamente tenendo conto delle linee guida che dà il governo, quindi lo Stato centrale, per cui insomma cerchiamo di lavorare su questo, perché io mi rendo conto anche confrontandomi per esempio con i direttori generali che c'è una difficoltà, ed è quello che diceva anche lei su per esempio il percorso e le specialità, di trovare dottori, di trovare medici e soprattutto anche, ricordiamo, della disparità di trattamento proprio tra pubblico e privato, tra i compensi che i medici prendono nel privato che non sono gli stessi del pubblico, quindi bisognerà anche lavorare su questo, cercare di essere come pubblico più competitivi per attrarre i migliori luminari e riportarli nella sanità pubblica, cosa che è stata fatta in passato ma che deve tornare ad essere il nostro punto centrale. Allora, prima di lasciare il presidente Claudio Borgia, presidente provinciale di Fratelli d'Italia, vorrei capire se ci sono delle novità per quanto riguarda questo terzo mandato che sembra abbia sollecitato e solleticato tutti i presidenti regionali, perché nessuno vuole andare a casa, tutti vogliono riproporsi, e soprattutto questa Lega che dice il Veneto siamo noi e dobbiamo avere noi la presidenza un'altra volta. Lei cosa risponde? Allora, intanto il Veneto non è proprietà di nessuno, non è proprietà di nessun partito in generale, il Veneto è dei veneti, quindi questa è la priorità e la principale notizia che dobbiamo dare a tutti, alleati e non. Politica si fa per i cittadini e non si fa per avere potere e avere proprietà e essere proprietari di una regione, ma insomma questo è chiaro. Ho sentito qualche, come dire, sparata in merito, ma dopodiché siamo riusciti anche a dialogare e a continuare a cercare di lavorare insieme anche su determinati temi in ottica regionali. Per quanto riguarda il terzo mandato, c'è una legge, è chiara. Insomma anche i vertici nazionali dei partiti di centrodestra insomma sono stati chiari su questo, non ci sarà la proroga di un terzo mandato, per cui credo che si andrà verso Ma non si deve aspettare la consulta che... Qualcuno attende la consulta, non so come dire che risvolti si possono attendere rispetto alla consulta, dopodiché per noi insomma penso che sia molto chiaro, insomma non, per quanto riguarda anche il governo non ci sarà una proroga su questo, dopodiché se qualcuno attende la consulta per cambiare, ma vorrei ricordare, perché ci tengo a segnalare che questo non è
questa scelta non è stata fatta nei confronti di qualcuno in particolare, cioè non è una scelta personale, è una scelta di metodo, di merito, per cui noi sappiamo quanto ha fatto di bene il governatore del Veneto Luca Zaia, lo abbiamo sostenuto da sempre, sia insomma, negli ultimi 3 mandati, da quando ovviamente siamo nel panorama politico italiano. È ovvio che sicuramente lui avrà l'opportunità di avere ruoli ancora più prestigiosi e più importanti perché ha capacità politiche, su questo siamo d'accordo, però è stata una scelta come dire, del Parlamento di non legiferare in merito ad una nuova proroga, per cui allo stato attuale bisognerà lavorare invece su un centrodestra unito, su un candidato che vada bene a tutti, un candidato che possa rispecchiare i valori e gli ideali del centrodestra. Sarà di Fratelli d'Italia, me lo auguro, sarà di un altro partito, sarà di un civico, sarà un alleato, un candidato degli alleati. Noi siamo uomini di partito e quindi tutto quello che deciderà la nostra leader Giorgia Meloni noi la prenderemo come, dire, regola e soprattutto come scelta, e qualsiasi cosa che sceglie lei la condividiamo. Grazie veramente a Claudio Borgia, presidente provinciale di Fratelli d'Italia, di essere stato con noi. Grazie, buon lavoro Mirella, presidente, grazie per l'invito. E grazie Buongiorno di a essere tutti. stato con noi. Allora andiamo a vedere anche questa banca degli occhi, andiamo a Venezia, andiamo a Mestre e poi commentiamo col presidente Ponzin. L'oculistica degli ospedali di Venezia e Mestre sta compiendo progressi significativi nei trapianti endoteliali grazie alla collaborazione con la Fondazione Banca degli Occhi del Veneto. Le tecniche DISAEC e DIMEC, che consentono il trapianto selettivo dello strato interno della cornea, stanno superando i trapianti tradizionali. Vantaggi ottenuti grazie alla Banca degli Occhi, che prepara i tessuti precaricati per ridurre i rischi in sala operatoria. Nel primo semestre 2024 sono state 1211 le cornee preparate per interventi DISAEC e DIMEC contro le 1063 preparate per gli interventi in cui viene trapiantata la cornea intera. Venezia è al primo posto per l'invio di tessuti corneali per la tecnica DIMEC. L'oculistica dell'ospedale San Giovanni e Paolo, guidata dalla dottoressa Franca, è leader in Italia per le richieste di tessuti corneali per trapianti endoteliali. E a seconda del problema che ha la cornea noi possiamo customizzare, quindi fare un trapianto, quindi togliere e cambiare il pezzettino di cornea che è malato. Allora possiamo fare 2 tipi di intervento, si chiama trapianto endoteliale. Trapianto endoteliale DISEC, cioè un pezzettino di endotelio con anche lo stroma che è preparato dalla Banca degli Occhi, è come una lamella affettata e che mettiamo nell'occhio, oppure solo le cellule endoteliali, quindi un sottile strato di cellule della cornea che vengono sempre distribuite dalla Banca degli Occhi e che vengono inserite al posto delle cellule malate. Questi risultati riflettono l'attrattività e l'eccellenza delle oculistiche dell'ASL 3 Serenissima, che attirano pazienti da fuori regione in cerca di cure altamente professionali. Questa è una grande opportunità che si mette a disposizione per tutto il territorio veneziano, ma direi, considerato che quasi l'80% delle cornee impiantate in Italia provengono da qui, è un grande contributo a tutta l'oculistica italiana. L'oculistica dell'ospedale dell'Angelo di Mestre è al 9° posto per gli interventi DIMEC e al 6° posto per i trapianti DISAEC. In futuro la speranza è di poter curare i pazienti con la terapia cellulare. La ricerca è in piena evoluzione. Saper moltiplicare le cellule di un certo donatore ci permetterà, speriamo in tempi ragionevoli, di produrre più terapie, quindi per più persone, a partire da una singola donazione. Allora, dottor Ponzin, quello che vorrei anche questa mattina con lei ospite di far capire anche l'importanza di conoscere, di sapere, ecco, di comunicare soprattutto, perché noi come donazioni sì abbiamo fatto dei passi in avanti, ma siamo ancora un po' indietro. Io penso che la comunicazione sia fondamentale per capire l'importanza di questa donazione degli occhi. Prego, dottor Ponzin. Ha ragione, ed è uno dei motivi per cui cerco di accettare sempre i suoi inviti, Mirella. Noi abbiamo il dovere
di ricordare ai cittadini che la possibilità di donare, quando non abbiamo più bisogno dei nostri tessuti e dei nostri organi, permette di preparare delle terapie che possono o salvare la vita o far riguadagnare la qualità della vita a tante persone. Quindi questo è un concetto di solidarietà sociale, è un concetto semplice da capire e noi abbiamo il dovere di diffonderlo, quindi grazie anche per ospitarci e per permetterci di diffonderlo. Non si tratta solo di numero di trapianti, ma si tratta anche di fare dei progressi che ci hanno permesso in questi anni di far diventare il trapianto di cornea un intervento sempre più leggero per il paziente, quindi sempre più sostenibile indipendentemente dall'età, un intervento che ormai si fa in anestesia locale, quindi con un tipo di anestesia che somiglia all'anestesia che si usa per l'intervento di cataratta, per fare un esempio molto concreto, e quindi un intervento che oltre a essere più leggero per il malato è anche più leggero per il servizio sanitario regionale, perché tutto quello che è più semplice alla fine diventa anche meno costoso. Allora, dottor Ponzin, la prego, perché io devo rispondere ai diversamente giovani. Mi ha fermato una persona dicendo: Mirella, mi sono operato 2 volte in cataratta, ci vedo meno di prima. Allora ha detto: io non ce la faccio più, ma come mai? Come funziona anche queste operazioni? Come tutte le operazioni, giustamente, come dice lei, possono uscire bene o male, ma a una certa età si preferirebbe che uscissero tutte bene. Ecco, come mai? C'è qualcosa anche nei vetrini? Abbiamo visto e sentito che abbiamo avuto anche dei problemi di vetrini. Prego, dottor Ponzin. Ma direi che gli incidenti che sono successi relativi a lotti o a difetti, diciamo così, delle lentine intraoculari, che quindi sono le piccole protesi che si impiantano al posto del cristallino opaco che si asporta con l'intervento di cataratta, direi che questi sono interventi di natura stocastica, insomma occasionali, non ne terrei conto. Purtroppo nelle attività umane possono capitare anche problemi, ma insomma direi che si tratta di casi veramente eccezionali. Un diverso discorso invece è la possibilità di recuperare bene la vista dopo l'intervento di cataratta. Allora, in generale l'intervento di cataratta è diciamo così giustificato e produce un numero di successi molto elevato da questo punto di vista. Certo che con l'età possono esserci anche delle altre cause, quindi non solo presenti con la cataratta, che rendono conto del fatto che la vista è diminuita. Ci possono essere dei problemi a carico della retina, magari non sempre facili da rivelare in presenza della cataratta, oppure si possono manifestare delle risposte dei tessuti oculari che rendono i risultati del trapianto non così soddisfacenti. Il cittadino che va incontro, che sente di avere questi problemi, deve parlare in modo molto esplicito col chirurgo che l'ha operato o con l'equipe, insomma, che l'ha presa in carico, perché questo tipo di problemi vanno affrontati individualmente. Ecco, io potrei adesso dire delle percentuali, ma i cittadini hanno bisogno di risposte precise riferite al proprio caso. Il punto diciamo centrale per questo tipo di informazione è il chirurgo o la sua equipe, che devono naturalmente spiegare perché non ci sia una riabilitazione visiva adeguata pur avendo portato via la cataratta, il cristallino opaco. Bruna da Treviso, prego Bruna. Buongiorno, sono la signora Torre Zambruna di Treviso. Io ho una maculopatia bilaterale, è già 6-7 anni, ho 75 anni adesso, per questa non c'è qualche novità? La ricerca a che punto è? Vorrei sapere, perché così sono molto avvilita e triste.
Grazie Bruna, sentiamo cosa Se dice il non ci dottor vedo quasi Ponzin. più. Grazie Bruna. Dottor Ponzin. Sì, signora, da quello che intuisco probabilmente lei ha una maculopatia di tipo secco, quindi è una degenerazione della retina, generalmente grazie al cielo piuttosto lenta, però certo rappresenta una causa di compromissione della vista. Non abbiamo novità disponibili nel brevissimo tempo, ecco, non abbiamo novità clamorose. Ci sono dei progetti molto ambiziosi perché in questa particolare malattia purtroppo ci sono parti della retina che degenerano, che esauriscono la loro funzione e non lavorano più o addirittura spariscono, certe tipologie di cellule che spariscono. Abbiamo dei programmi per ripristinare queste cellule, ma i risultati non saranno disponibili domani. Ecco, sono diciamo terapie e progetti che hanno degli orizzonti temporali almeno di 5 anni, ecco, per capire se possono essere una possibilità. Nel suo caso, in presenza di questo tipo di maculopatia, io raccomanderei primo di non perdere di vista l'oculista, può suonare ironico, quindi di sottoporsi a controlli con una certa periodicità per essere sicuri sull'evoluzione del problema, perché una maculopatia atrofica può cambiare e degenerare in una maculopatia essudativa, quindi questo è un qualcosa per cui ci sono delle terapie, specie nella parte precoce, e quindi è molto importante sorvegliare e poi attenersi a uno stile di vita che diminuisca diciamo il rischio di progressione. E quindi... Dottor Ponzin, siamo in chiusura, devo correre, che volevo che lei lanciasse un messaggio anche a tutti quei genitori che ci sono molti bambini con gli occhiali, molti dicono dovuti anche ai smartphone, a questi giochi e strumenti che hanno meravigliosi ma da una parte pericolosi. Cosa vuole dire, dottor Ponzin? Il messaggio forte e chiaro è che i genitori non devono usare questi dispositivi come al posto di una babysitter. Ecco, i bambini devono utilizzare questi dispositivi, ma devono fare molte pause e devono passare tempo all'aria aperta e esporsi alla luce solare. Quindi un tempo di 20 minuti, mezz'ora, va bene, ma poi deve essere seguito da lunghe pause e possibilmente giochi all'aria aperta, perché il lavoro per vicino e la mancanza della luce solare sono fattori di rischio importanti per la progressione, per esempio, della miopia, che è una sorta di epidemia e che è quella che rende indispensabili gli occhiali fin dalla tenera età. Quindi è possibile usare, attenti naturalmente ai contenuti, ma questo non è un tema mio, però i tempi devono essere controllati, non devono essere eccessivi, starei nell'ambito dei 20 minuti, seguiti da pause lunghe e che prevedano anche andare fuori. Ecco. Grazie, veramente grazie dottor Diego Ponzin per quello che ha detto. Ascoltate bene, sono parole di professionisti, di persone competenti. Smettetela con questi strumenti tutto il giorno in mano a questi bambini che non possono difendersi e lasciateli all'aria aperta, che fa molto bene anche se fa freddo e se c'è vento. Grazie veramente dottor Diego Ponzin, presidente Fondazione Banca degli Occhi, di essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro, e vi lascio con questa meravigliosa orchestra di questi giovani musicisti veneti che purtroppo è stata, così dice il presidente Tullio Giacomini, che saluto, sospesa. Grazie e buon fine settimana. Sinfonia di un dono,
quel dono che può salvare tante vite. Questo è il messaggio lanciato dal palco del Teatro Comunale di Treviso attraverso la magia della musica portata in scena dall'orchestra Giovani Musicisti Veneti, ragazzi tra i 12 e i 17 anni, per trasmettere ai propri coetanei l'importanza della donazione degli organi. Sopra il palco mettere ragazzi giovani che si impegnano a sensibilizzare queste tematiche, secondo noi può essere utile anche dall'altra parte assistere ad uno spettacolo del genere proprio condotto da giovani talenti. Al Teatro Comunale anche testimoni diretti di come la donazione possa dare una seconda possibilità di vita. Io sono il primo ricevente da cuore fermo in Italia e nel mondo per il tempo di elettrocardiogramma a piatto da parte del donatore. E io sono l'esempio che anche se non c'è più vita può essere che la persona ricevente può ancora avere la possibilità di dare ancora tanto. La musica veicolo di sensibilizzazione, ma la musica anche strumento per crescere, per divertirsi in modo sano, per mostrare il volto più bello dei giovani troppo spesso in questi anni protagonisti di episodi di violenza. Questi ragazzi trovino la possibilità di essere un domani dei buoni cittadini e vi assicuro che la scuola della musica, la formazione musicale dà certamente questa possibilità. Investire su di loro, sulla cultura e sul loro futuro è sicuramente ciò che bisogna fare, non ci sono dei se e dei ma. Avvicinatevi alla musica perché è una passione che vi travolge e vi fa sentire proprio immersi in un mondo completamente nuovo che fa vivere delle esperienze che solo chi suona può provarle. Realtà come queste creano un'unione tra i giovani veramente unica, perché si lavora tutti insieme per un progetto veramente culturale di spessore. Insomma, fare musica insieme non è per niente scontato. Alla fine un ultimo importante messaggio. Dobbiamo dire sì, dobbiamo andare a iscriversi ad AIDO, dobbiamo andare a dire sì negli uffici anagrafe quando andiamo a rinnovare la carta d'identità.